Covid-19 nelle montagne venete. Un tema attualissimo che riguarda la vita di tutti noi, oltre che la vita stessa della società, dei sistemi anche complessi. La protezione civile è stata messa a dura prova in questi anni per molti motivi che verranno sicuramente in parte rappresentati dai relatori che sono i portavoce di un sistema mentali di questo sistema che protegge tutti noi. Poiché i tempi sono ridotti, i relatori abbastanza così, mi correrà l'obbligo di interromperli o comunque di segnalare, quindi prego di tenersi ai tempi stretti, diciamo 15 minuti per le loro relazioni. Passo subito la parola a Filiberto Agostini. Ecco, io tendo a evitare i titoli onorifici perché sono molto complicati e ho sempre paura di sbagliare. Allora, Filiberto Agostini è professore all'Università di Padova di Storia, collabora da molti anni a questa istituzione che ci ospita e che è la Fondazione di Storia Onlus di Vicenza. Quindi è lui che ha organizzato questo e altri convegni, in particolare quest'anno la Fondazione ha visto la Fondazione molto attiva anche proprio sul territorio come osservazione di quello che sta capitando e non solo degli aspetti storici per cui è stata fondata. Ecco, passo la parola al professor Agostini per l'introduzione. Buongiorno, scusate ma dobbiamo scambiarci di posto per motivi tecnici. Ecco, anzitutto un cordiale benvenuto qui in sede e anche a coloro che ci seguono da remoto. Un benvenuto anche da parte, in nome del Presidente Paolo Scaroni, del Comitato Scientifico, che è guidato dal professor Verga e del Consiglio di amministrazione. Supportano, appoggiano molto volentieri e convinzioni le iniziative che abbiamo messo in atto in questo ultimo anno. Con l'iniziativa odierna riportiamo l'attenzione, dopo la pausa estiva, sui temi delle montagne venete e delle acque come risorsa vitale. Questi sono i due grandi filoni che coltiviamo da qualche tempo, montagne e acque. Temi che sono stati accolti favorevolmente anche da numerosi colleghi di università venete e non solo, da studiosi e anche da istituzioni culturali. Ricordo che l'iniziativa è stata apprezzata e approvata anche dalla Direzione Cultura della Regione Veneto. L'iniziativa rientra nel cosiddetto accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione del Veneto per la valorizzazione dei territori colpiti dall'evento Vaia. Tutto ciò in memoria della Grande Guerra. Ma sono i due grandi eventi straordinari, la tempesta Vaia dell'autunno-inverno 2018, che 12 milioni di piante nella nostra regione alpina e ha portato rovine immense, e l'altro secondo evento, la pandemia Covid, peraltro ancora in corso, pandemia che genera inquietudine e dolore, pensiamo solo ai 12.000 decessi in regione. Ecco, questi due grandi eventi hanno suscitato un forte interesse conoscitivo nella Fondazione e scientifico nell'ambito appunto della nostra istituzione, che dopo l'incontro odierno proseguirà, io sono sicuro, con convinzione anche in questo caso, con altri momenti di incontro e altre occasioni di studio e di riflessione. Vorrei citare fissati
la presentazione del rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale. È un volume uscito recentemente a cura di Veneto Agricoltura, il 1° ottobre. Poi il 9 ottobre stiamo organizzando, completando e perfezionando l'organizzazione di un convegno relativamente al turismo sostenibile nelle montagne venete, ed è anche questo un grande tema. E poi ancora il 16 ottobre il sistema sanitario e la salute dopo l'emergenza pandemica e le nuove sfide per le zone di montagna e così via, presentando altri volumi appunto relativamente alle montagne nell'età dell'emergenza. Concluderemo questa prima fase di studio, di ricerca e di confronto con la Summer School che si terrà nell'estate dell'anno prossimo o a Asiago o a Pieve di Cadore, vedremo, su questo argomento, le Alpi del futuro tra governo del territorio e comunità. Oggi abbiamo 3 grandi capitoli da approfondire. Sono capitoli peraltro coordinati, di grande interesse: la protezione civile, il volontariato e i servizi sociali. In altri termini, noi vorremmo capire, approfondire, ma per capire come questa realtà, che è così complessa, organizzativa, gestionale, questa realtà abbia operato nei mesi cruciali del 18 e nella fase pandemica, come dicevamo, non ancora conclusa. Ci chiediamo, in altri termini, qual è stato il ruolo dei comuni e della regione, nonché degli organi superiori dello Stato? Quali sono stati i momenti più complicati? Quali le speranze e anche le disillusioni di fronte a questi eventi drammatici? Questo è un tema che a noi interessa molto, come interessa capire quali sono le sfide che il futuro prossimo ci porrà davanti e come rimediare ai danni che la mano dell'uomo e la forza della natura, per la verità forse più la mano dell'uomo, l'uomo spesso è colpevole. Ecco, come rimediare ai danni che noi abbiamo sofferto, che sono stati inflitti alle popolazioni, alle comunità locali? Varia localmente, certo, Covid su scala planetaria. Sono temi evidentemente complessi, articolati, direi spinosi da affrontare. Auspichiamo appunto che i relatori, che torno a ringraziare sinceramente, che i relatori offrano a tutti noi in una prospettiva anche di lungimiranza responsabile elementi di conoscenza, motivi di confronto e riflessione. Mi preme aggiungere, questa mattinata non esaurisce la complessità dei temi relativi alle montagne venete. Usiamo il plurale, montagne venete, non montagna, ma il punto di partenza di una serie di iniziative che si svolgeranno nei prossimi anni, anche in vista tutto ciò, quello che facciamo oggi e faremo nei prossimi mesi, spero, mi auguro, anche i partecipanti, anche i relatori. Una pubblicazione sulla protezione civile, sul volontariato, e una pubblicazione che affronterà con criteri di rigore temi che direttamente o indirettamente coinvolgono tutti noi. Come vedete abbiamo numerosi progetti davanti e quindi auspichiamo che ci sia la collaborazione. Noi siamo pronti ad accettare questa sfida che vuole essere di conoscenza e di approfondimento. Ecco, quindi grazie intanto per la vostra partecipazione e ci avviamo a iniziare i lavori. Grazie. Grazie professor Agostini, con la consueta lucidità ha posto dei problemi, ha già indicato il tema del convegno e posto dei problemi fondamentali, perché gli eventi che riguardano la grande scala, come la pandemia, e la piccola scala, come gli effetti dei cambiamenti climatici, quelli a cui abbiamo assistito, alla fine convergono tutti sulla piccola scala,
cioè le questioni poi vanno affrontate nel quotidiano e nel piccolo. E perciò a questo livello vengono coinvolti tutti quei rappresentanti che oggi parleranno di queste questioni e ci racconteranno come poi vengono affrontate. Quindi invito per il suo intervento Agostino Miozzo, medico del Dipartimento della Protezione Civile, a collegarsi e a portare il suo contributo. Mi sentite? Pronto? Pronto? Mi sentite? No, dovrebbe parlare. Io vedo che il sindaco mi sente, Gianni Marigo mi sente, non so se gli amici della fondazione sentono. Pronto? Non mi sentite? C'è qualche problema di audio? Lui ha l'audio aperto. Sì. Adesso lo sentiamo. Mi sente? Pronto? Bene. Okay. Può cominciare. Posso andare avanti? Sì, grazie. Bene. Allora, grazie anzitutto per questo invito, grazie per questa occasione. Cercherò nei 15 minuti assegnati, che sono un tempo veramente ridotto per elaborare una riflessione su grandi temi come quelli che avete sottolineato, cercherò di dare un mio piccolo contributo, il contributo di chi ha vissuto gli ultimi 20 anni della propria vita professionale nel mondo della protezione civile e che ha vissuto interamente il percorso della pandemia, in quanto sono stato per 1 anno e un paio di mesi il coordinatore del comitato tecnico scientifico. Protezione civile, volontariato, servizi sociali e grandi temi sono ovviamente ben connessi. Ha perfettamente ragione il chairman quando dice sono argomenti macro che però poi vengono declinati e scendono nel micro, perché gli effetti vengono governati, vengono gestiti, vengono percepiti a livello locale e sono proprio le organizzazioni del territorio quelle responsabili della risposta più effettiva. Abbiamo sempre detto in protezione civile che il primo intervento, il migliore intervento, l'intervento più efficace è quello che l'operatore del territorio realizza immediatamente dopo un grande disastro, dopo un terremoto, dopo una frana, dopo un'alluvione o un uragano. Chi interviene immediatamente non è la struttura centrale, il governo centrale, le grandi strutture organizzate del paese, ma è proprio il territorio. Se il territorio è preparato, se le organizzazioni del territorio sono in grado e hanno gli strumenti per rispondere, sono sicuramente quelli che hanno più efficacia e sono più efficienti nella risposta. Il professor Agostini ha evidenziato due grandi argomenti: cambiamenti climatici, pandemie. Ne aggiungerei un altro, se mi permettete: i grandi disastri, quelli che superano la dimensione dello Stato nazionale, quelli che impongono un'azione e un intervento della comunità internazionale, perché abbiamo visto negli ultimi anni, oggi peraltro ricorre un anniversario molto importante, l'anniversario del 9 settembre, l'anniversario delle Torri Gemelle, e ricordo le Torri Gemelle semplicemente perché quell'evento ha cambiato il corso della storia e ha coinvolto anche il sistema di protezione civile, perché vi ricorderete che dal 9 settembre in avanti, da 20 anni ad oggi, c'è un acronimo che crea incubo e preoccupazione: NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico. Un acronimo che è stato evocato anche per l'attuale pandemia da parte di qualcheduno che probabilmente in maniera fantasiosa voleva far iniziare o responsabilizzare anonimi personaggi
inquietanti personaggi come responsabili dell'evento pandemico del SARS-CoV-2. Quindi 3 sono i grandi argomenti, a mio parere, sui quali poter fare un minimo di riflessione. Cercherò velocissimamente di percorrerli tutti e 3 nel tempo che appunto mi è dato a disposizione. Partiamo dai cambiamenti climatici, grandi cambiamenti climatici verso i quali in fondo voi avete citato e il Veneto, il nord-est del nostro paese è stato violentemente sconvolto dalla tempesta Vaia, effetto probabilmente dei cambiamenti climatici, nei quali ci rendiamo conto che la comunità internazionale sempre e ovunque laddove questi effetti, questi grandi disastri avvengono, si è dimostrata impreparata per la dimensione, per l'impatto acuto, per il disastro che i grandi eventi hanno provocato. Più che impreparati, direi impotenti, perché in fondo in Italia, soprattutto nel nord-est, soprattutto nel Veneto, la dimostrazione di capacità di intervento è stata resa molto evidente con la tempesta Vaia. Quello che è stato fatto immediatamente dopo la tempesta, come il territorio ha reagito, come la struttura regionale, provinciale, comunale, dei distretti, il sistema di protezione civile, il volontariato, tutto hanno reagito, sono evidenza di una capacità, di un'intelligenza ormai acquisita, storica, frutto di tanti anni di costruzione di un sistema territoriale di protezione civile che ha dato dei buoni risultati. Però è un'efficienza nella risposta. Ben poco poteva fare questo sistema ben preparato, ben strutturato per ridurre e limitare l'impatto. Se i venti corrono a 200 km all'ora c'è poco da fare, devi fare in modo quantomeno di ridurre l'impatto sulle persone fisiche. Se puoi ridurre l'impatto sulle strutture, mettendo in sicurezza il più possibile. Anche, ecco, qui questo è importante perché nella riflessione del nostro ruolo verso i cambiamenti climatici dobbiamo iniziare a pensare che cosa fare effettivamente. Su grandi disastri naturali, penso per esempio ai terremoti, penso agli incendi boschivi, la nostra storia e l'esperienza ci insegnano che abbiamo degli strumenti per ridurre l'impatto dei grandi disastri sulle persone fisiche. Se costruisci bene la tua casa, anche se hai un terremoto di magnitudo importante, ma se costruisci secondo i criteri di solidità nei confronti del possibile rischio terremoto, la tua casa resiste e tu, se sei dentro la tua casa costruita bene, hai degli effetti estremamente limitati. Ti potrà cadere un vaso in testa perché magari l'hai messo in una posizione sbagliata, però la casa non crolla, non hai l'effetto fisarmonica. Se costruisci male, Haiti è un esempio eclatante, un terremoto di magnitudo 7 oggi in Giappone non fa nessun danno, perché in Giappone hanno imparato a costruire, in Giappone, negli Stati Uniti, anche in Italia, entro certi limiti. Un terremoto di magnitudo 7 fa danni estremamente limitati. Ad Haiti qualche anno fa ha provocato, una decina d'anni fa, ha provocato, come ben ricordate, quasi 300.000 morti, ha azzerato, ha distrutto e devastato interamente la capitale di quel territorio e recentemente c'è stato un altro terremoto che peraltro la comunità internazionale ha guardato molto distrattamente, impegnata come eravamo, come era la comunità a occuparsi degli eventi afghani. Sui terremoti quindi abbiamo costruito una competenza e una cultura. Gli incendi boschivi, anche lì sappiamo perfettamente che gli incendi boschivi non sono opera della natura, ma sono opera della mano dell'uomo. Se il sistema è organizzato nella prevenzione e quantomeno in una ottima e un'efficiente risposta, vediamo che gli incendi boschivi vengono contenuti e ridotti. Che cosa fare e come immaginare di intervenire sui grandi cambiamenti climatici? Anche questo fa parte di una riflessione e di un esercizio che dobbiamo sicuramente mettere in corso nella nostra costruzione, nella nostra cultura. Ricordo a tutti un esempio
abbastanza doloroso e anche molto recente di effetto dei cambiamenti climatici. Ricorderete tutti cosa è successo sempre nel 2018 nelle Gole del Raganello. Le Gole del Raganello, uno splendido luogo, uno splendido ambiente in Calabria, uno splendido ambiente naturale, meta turistica di centinaia di persone, un evento atmosferico ad impatto acuto a qualche chilometro di distanza, nemmeno nella zona di interesse dell'evento, ha provocato un'ondata, una massa d'acqua in quel torrente che nel punto in cui il torrente aveva la restrizione legata appunto a quelle splendide gole, che sono splendide dal punto di vista strutturale, geografico della fotografia, quella massa d'acqua improvvisa caduta a monte, a qualche chilometro a monte, ha provocato una decina di morti e 11 feriti. Come intervenire? Che cosa fare? Come reagire a questi eventi ad impatto acuto? Ecco, e questa è la scommessa che il sistema di protezione civile nazionale e internazionale ovviamente si deve porre, soprattutto in un paese che ha un'orografia complicata come la nostra, che facilita gli eventi acuti. La stessa cosa non sarebbe avvenuta in un paese piatto come alcuni paesi del nord Europa, dove non esistono queste fotografie orografiche bellissime dal punto di vista naturalistico, ma che però poi all'atto dell'evento provocano questo tipo di disastri. Quindi su questo io credo ci si debba interrogare, ci si debba confrontare, si debba costruire quel meccanismo di allerta rapida, perché gli eventi, abbiamo visto, sono ad impatto acuto. Mi pare che ieri ho letto sui giornali un'altra tromba d'aria, paltelleria, una cosa che avviene così, non te l'aspetti, sai che c'è nelle previsioni atmosferiche, sai che c'è un evento, però che ci sia quel tipo di tromba d'aria, quel tipo di evento, lo sai qualche minuto in anticipo. Quando poco prima un anno prima dell'inizio dell'attuale pandemia, il sistema di protezione civile era impegnato a costruire quel sistema di allerta, IT Alert si chiama o si chiamava, adesso io sono fuori dalla macchina e quindi non ricordo se è ancora aggiornato questa denominazione. IT Alert mirava e aveva l'obiettivo di allertare il cittadino con una comunicazione diretta sul suo cellulare che qualche cosa stava avvenendo nel suo territorio, nell'ambito e nell'area geografica nella quale lui vive, per cui c'è questo meccanismo di allerta, una sorta di allerta che molti comuni hanno già messo in atto con strumenti propri. Però io credo che sia proprio questo uno degli elementi più importanti su cui ci si dovrà confrontare nel futuro, a parte ovviamente i grandi temi che sono quello della riduzione dei consumi energetici, ma questo è un macro discorso che lascio volentieri alla politica. Poi come è stato detto in apertura, la declinazione verso il territorio poi ci lascia all'evento pratico. Che cosa fare? Hai 5 minuti di tempo, devi avvertire la famiglia del signor Giovanni, della signora Maria, che sai abitare vicino a quel torrente che è esondato. Cosa fare per salvare la signora Maria, il signor Giovanni, il signor Agostino, che sono in evidente rischio? Anche qui la conoscenza del territorio, la conoscenza ognuno del proprio territorio, quel famoso, mitico, per certi aspetti bistrattato piano comunale di protezione civile, che è cosa ben nota, ma che non sempre è qualche cosa di condiviso, soprattutto con la comunità, con la popolazione. I grandi eventi, i grandi disastri naturali, anche qui se partiamo dall'evento dell'11 settembre, sono passati 20 anni,
io ho passato questi 20 anni tutti in protezione civile, perché proprio qualche giorno prima dell'11 settembre il dottor Bertolaso fu chiamato alla responsabilità di capo dipartimento e mi chiamò a dargli una mano ed entrare. Quindi ho nella mia memoria 20 anni di storia che ho percorso, e se devo in 3 minuti ripercorrere i grandi disastri che hanno interessato la comunità in molte realtà, in molti paesi, in molte nazioni, anche molto progredite, devo dire che ogni volta abbiamo dovuto constatare che l'affermazione principale era: non eravamo preparati, non potevamo aspettare, era un evento imprevisto, anche se di imprevisto c'è molto poco, perché un uragano lo prevedi perfettamente, quantomeno hai alcuni giorni, sai perfettamente da dove arriva l'uragano. Il terremoto, dei terremoti si sa più o meno tutto, dei disastri tecnologici anche lì si sa più o meno tutto, e se sei capace, bravo e intelligente, e soprattutto hai a cuore la comunità nella quale vivi e la vita dei tuoi concittadini, devi sapere che se costruisci un impianto nucleare a bordo del mare in un territorio che sai essere altamente sismico, lo devi fare con criterio. Questa considerazione evidentemente non è stata nella compagnia e negli ingegneri che hanno pianificato Fukushima, perché hanno costruito una bella centrale nucleare a bordo del mare per utilizzare l'acqua del mare per raffreddare gli impianti, ma non hanno speso e non hanno fatto tutto quello che era necessario fare per proteggere quell'impianto in caso di grande terremoto. Che il Giappone sia un territorio ad alta sismicità, ad altissima sismicità, lo sanno anche i bambini, soprattutto i bambini giapponesi, che sin dalle scuole elementari, sin dall'asilo fanno le esercitazioni per il terremoto. Che ci siano gli uragani, che ci siano le onde di tsunami dopo un terremoto, se il terremoto avviene in mare o comunque nella prossimità della costa, anche questo lo sanno tutti, anche i bambini che hanno imparato ad allontanarsi dalla spiaggia quando c'è un terremoto che può interessare, che può avvenire in quella zona. Eppure Fukushima è una grande dimostrazione di impreparazione, incapacità della comunità internazionale. Il terremoto di Haiti l'ho già citato. Il terremoto di Haiti ci fa capire come, se costruisci bene, salvi le persone, se costruisci male e costruisci con criteri che non sono protettivi, non salvi le persone. Vi ricorderete un disastro ambientale importantissimo, l'oil spill del Golfo del Messico, quel disastro incredibile dove un impianto della BP, della British Petroleum, cominciò a far sgorgare nel Pacifico, nel Golfo del Messico, una quantità impressionante, il più devastante, il più grave disastro ambientale della storia marittima, perché anche lì, perché se spendi poco in manutenzione dei tuoi impianti, se investi solo, se gli investimenti sono al minimo della prevenzione, è evidente che poi prima o poi qualche disastro ti capiterà. L'uragano Katrina, l'ho già citato, per noi protettori civili è stata una pietra miliare della cultura di protezione civile, che ci ha fatto capire tante cose. Uno, che anche lì hai il tempo, negli uragani hai il tempo di sapere, di capire che cosa succede, e l'intervento nei confronti della popolazione non può essere un intervento di suggerimento. Tu non puoi suggerire, devi obbligare quando sai che c'è qualche cosa che può impattare su quel territorio, uccidendo. Lì sono morte 2000 persone perché la gente non è stata fatta evacuare da New Orleans. Gli è stato dato un suggerimento: ma se tu sei un poveraccio che non ha nemmeno la bicicletta, che ha magari problemi di mobilità, che non ha la possibilità di andartene, che fai? Te ne resti lì. E questo succederebbe in qualsiasi città del nostro paese in quell'evidenza, in quel caso. Ci ha fatto capire che anche i più grandi paesi, gli Stati Uniti, il Giappone, in caso di grande disastro hanno bisogno dell'aiuto internazionale. Ma l'aiuto internazionale è difficile da chiedere. È difficile chiedere quando sei abituato a dare.
E questi qua sono paesi, gli Stati Uniti, il Giappone, sono paesi che sono stati storicamente donatori di aiuti internazionali. Nel momento in cui hanno dovuto chiedere o voluto chiedere, perché anche lì erano poco organizzati, hanno chiesto in maniera sbagliata. Gli aiuti che sono stati inviati sono stati male utilizzati da parte degli americani e anche da parte dei giapponesi. Non entro nel meccanismo e nella tematica, casomai se vi interesserà ne faremo oggetto di un'altra riflessione. Comunque argomento molto importante, perché ci ha fatto capire che anche noi, se dovessimo avere necessità, dovremmo essere in grado di chiedere, e di chiedere con criterio e con intelligenza. Non si può chiedere l'acqua minerale dal Giappone all'Europa, perché quando tu dall'Europa mandi a Fukushima l'acqua minerale, quell'acqua ti costa come una bottiglia di champagne. Allora è meglio dargli lo champagne, comprandolo magari Dottor Bioffo, sì? la ringrazio, ma dovrebbe dire una frase conclusiva perché il suo tempo è scaduto. Ah, bene, allora il tempo scaduto lo dedico in un secondo. Mi avevate detto un quarto d'ora, io ho l'orologio davanti, e con tutti i casi sulla pandemia. La pandemia mi pare che sia anche qui un tema assolutamente importante, drammatico. Non credo che si possa liquidare in un minuto l'evento pandemico. Quello che possiamo dire è che il territorio ha risposto bene, nessuno era preparato, ma anche qui, eppure si sapeva tutto della pandemia. Si sapeva tutto, perché di pandemia ne parliamo da anni e la storia della medicina sa che cosa sono le pandemie e le ha governate. Il territorio ha reagito bene, c'è stata una importante capacità, un'importante resilienza, direi. Soprattutto il volontariato ha reagito bene, il volontariato territoriale ha reagito bene nei momenti del lockdown, perché il volontariato è stato quella struttura e quel sistema che ha saputo dare risposte pratiche e concrete alla popolazione in stato di necessità. Un'ultima parola, consentitemela, dopodomani inizieranno le scuole, e inizieranno le scuole praticamente nel secondo anno, che poi è il terzo di fatto anno interessato dalla pandemia. Io invito tutti i volontari, le organizzazioni del territorio, le organizzazioni, i sindaci, se è possibile, a guardare con estrema attenzione, a fare tutto ciò che è necessario per evitare una cosa, la maledetta didattica a distanza, che è sicuramente l'aspetto più devastante che ha interessato i nostri 8 milioni di ragazzi nel corso di questa pandemia. Quindi fate tutto quello che è in vostro potere per ridurre al più possibile questo eventuale evento, e fare in modo che, qualora fosse necessario, sia una didattica a distanza limitata nel tempo e nello spazio, per tornare alla didattica in presenza. Grazie. Ho concluso. Grazie, siamo noi che ringraziamo lei per questo suo intervento, da cui sono alla luce comunque il grande spessore della sua esperienza, della vita che ha fatto per decenni in questo settore. Soprattutto lo sguardo internazionale che ci aiuta a capire come dall'impreparazione si è passati invece a dei sistemi, non sempre e non dovunque, a dei sistemi preparati. Ecco. È vero, anche la pandemia era prevedibile, i disastri, diciamo, legati ai cambiamenti meteorologici forse meno, perché non disponiamo concretamente di modelli che ci aiutino a capire quali saranno le future perturbazioni, ma sappiamo che arriveranno, perché insomma, i segnali sono molto chiari. Mi sono accorto, ma sprecherò solo 10 secondi di tempo, che non mi sono presentato. Mi chiamo Daniele Zovi, ho lavorato per 40 anni nel Corpo Forestale dello Stato, prima come funzionario, poi come dirigente, occupandomi di amministrare i forestali del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. Ora passo la parola a Walter Milan, che è portavoce nazionale del soccorso alpino e speleologico,
con il quale il Corpo Forestale ha collaborato molto spesso e che ci parlerà della sua esperienza. Buongiorno a tutti. È facile parlare dopo Agostino Miozzo, vista insomma la grande esperienza e la grande preparazione del dottor Miozzo. Ha ragione, siamo stati molto vicini e siamo ancora vicini al Corpo Forestale dello Stato e oggi Carabinieri Forestali rappresentati qui dal comandante Stella. Sarò molto veloce nel mio intervento. Io volevo, al di là di raccontare velocemente quello che fa il Soccorso Alpino, che insomma penso, visto che voi siete addetti ai lavori su gestioni, e segnalare alcune strade che secondo noi possono essere intraprese per migliorare il sistema di protezione civile. E a nostro modo di vedere, anzi 2 parole prima sul Soccorso Alpino, 7.500 tecnici in tutta Italia, gran parte di loro sono volontari e facciamo circa 10.000 interventi all'anno di soccorso. Recuperiamo in montagna 450 vittime all'anno e questo è un dato che quando raccontiamo, soprattutto ai giornalisti, fa sempre una certa impressione. Questi interventi stanno crescendo e sono cresciuti anche negli ultimi 2 anni. Sapete, nonostante noi pensavamo almeno per quest'anno lavoreremo meno, l'anno scorso invece l'estate c'è stato un boom di frequentazione in montagna e negli ambienti naturali del nostro paese, per cui l'anno scorso abbiamo fatto il record di interventi nella storia del corpo, siamo nati nel 56 e secondo me quest'anno replicheremo, perché l'estate veramente è stata molto frequentata appunto nella montagna e nell'ambiente impervio. Sui temi da proporre per oggi, noi ogni tanto insomma ci troviamo come direzione di analisi e ci siamo dati degli obiettivi qualche anno fa. Io ho iniziato a lavorare nel Soccorso Alpino nel 2015. Il primo obiettivo è di iniziare davvero a lavorare in quella che viene chiamata ottica multi-agenzia. Noi siamo piccolini, però siamo molto specializzati in Italia, facciamo delle cose che forse nessun altro fa. Questa nostra capacità dobbiamo metterle veramente a sistema e dobbiamo in qualche maniera strutturare, ufficializzare un po' a livello orizzontale avviene nei territori. Noi con la Forestale sono decenni che lavoriamo, come pure col SAGF della Guardia di Finanza, oppure con l'aeronautica militare. È stata l'aeronautica a proporci i primi interventi in elicottero e da lì è partito poi il percorso degli anni. Però era stato sempre poco ufficializzato e istituzionalizzato questo modo di lavorare condividendo le competenze. Da 3 anni abbiamo detto dobbiamo adottare, proporre noi, anche se piccolini, anche se veniamo dal volontariato, dobbiamo proporre degli accordi e dei protocolli a livello nazionale che poi però siano recepiti a livello operativo a livello territoriale. Quindi andiamo a strutturare meglio quello che già accade, dando insomma una serie di regole. Allora abbiamo stretto un accordo con lo Stato Maggiore della Difesa per comprendere un po' tutte, diciamo, le forze armate. Soprattutto era nata la cosa in caso di crash aereo, ci chiamavano sempre da Poggio Aeronautico dove c'è un controllo aereo per interventi di questo tipo. Loro facevano la parte aeronautica, quindi portavano le nostre squadre, noi facevamo la parte di ricerca e coordinamento del lavoro sul territorio. Allora lì abbiamo già utilizzato un accordo che passa anche poi per la prevenzione, perché facciamo tante esercitazioni e formazione. Poi abbiamo stretto un accordo con il Comando Generale della Guardia di Finanza l'anno scorso, per andare anche lì a unire, ma davvero in maniera concreta, quello che fanno le nostre squadre, le nostre stazioni in Italia, abbiamo 270 stazioni di soccorso, con le stazioni di soccorso del SAGF. Le competenze qui si sormontavano molto, perché anche la finanza, pur con numeri un po' inferiori ai nostri, è molto specializzata, cioè i loro operatori di Soccorso Alpino sono veramente... Allora abbiamo detto, facciamo uno studio
all'interno comunque di questa condivisione gli insiemi si sormontano, però vediamo anche cosa ci distingue. Per cui abbiamo detto, siamo arrivati alla divisione delle cose, noi gestiamo un po' più la fase iniziale dell'intervento, quindi il rapporto con le centrali del 118, col NUE 112, e loro invece si occupano della loro, diciamo, peculiarità, quindi tutta la parte di polizia giudiziaria. Quando per esempio andiamo a recuperare una persona che è morta, spesso noi siamo in difficoltà perché il magistrato chiama la nostra squadra e sapete, per la rimozione della salma oppure anche per la dichiarazione di decesso, noi, diciamo, come volontari e come civili spesso abbiamo le mani legate, per cui poi bisogna derogare tutta una serie di leggi e regolamenti che poi provocano delle complicazioni. Quindi anche lì abbiamo trovato un esempio virtuoso di collaborazione e adesso siamo arrivati a oltre, veramente già partono insieme. Idem abbiamo fatto con le truppe alpine, anche là loro hanno riconosciuto delle nostre competenze tecniche e hanno espresso la volontà di migliorare il soccorso in montagna, la loro formazione, il loro addestramento sul soccorso in montagna, mettendo a disposizione queste competenze non solo in ambito militare ma anche verso i civili. Noi abbiamo detto assolutamente sì, anche qui abbiamo fatto una cosa simile, facciamo formazione insieme e poi usciamo insieme anche per i soccorsi, ovviamente dopo aver fatto formazione perché questi protocolli siano chiari e diventino anche protocolli operativi poi a livello locale. Questo per dirvi che l'ottica, a mio modo di vedere, multi-agenzia, quindi la collaborazione sostanzialmente, la condivisione di competenze, però senza sormontarle queste competenze, andando prima a fare uno studio a monte sulle singole capacità delle organizzazioni, è oggi fondamentale. È stato precursore il Dipartimento di Protezione Civile, dove sapete che quando c'è un'emergenza viene convocato appunto il comitato che lavora di pari passo con la Sala Italia. Nel tavolo c'è tutto un insieme di divise colorate, cioè il Soccorso Alpino, lo Stato Maggiore della Difesa e il PAO che si occupa magari dei transfer aerei, la Croce Rossa, eccetera, eccetera. Visto che con questo metodo, si chiama metodo Augustus, di rapida condivisione delle informazioni si lavora molto molto bene. Questo appunto deve essere, a nostro modo di vedere, ancora più sviluppato anche a livello locale, dove forse manca un po' questa cosa. Cioè il traino nazionale di scambio di informazioni, eccetera, eccetera, deve essere anche recepito a livello regionale e anche a livello comunale, dove vedo l'amico Igor Rodeghiero che può insomma testimoniare la cosa. Protezione civile, i nuclei di protezione civile in 360 gradi, cioè vengono chiamati a fare un lavoro straordinario operativo, però tutta quella che è la pianificazione o la cosiddetta seconda emergenza, quindi la ricostruzione in termini semplici, li vede un po' tagliati fuori. Quindi questo è il primo tema molto velocemente che volevo porre. Il secondo tema è un tema un po' più generale, quello che noi chiamiamo soccorso, protezione e cura della comunità. Siamo bravissimi sul soccorso in Italia, forse non c'è nessun altro al mondo che possa competere con le nostre competenze. Siamo medi, talvolta scarsi, nella prevenzione e nella seconda emergenza che dicevamo, nella ricostruzione. Per cui l'invito, l'auspicio è che si sviluppino molto di più temi come quello di oggi, per arrivare ad una visione della prevenzione che diventi quasi quotidiana nel lavoro delle comunità. Noi come Soccorso Alpino siamo fortemente legati al territorio e arrivo velocemente al tema di Vaia. Essere inseriti nelle comunità dà delle grandissime forze in più a livello di risposta all'emergenza, conoscenza del territorio, conoscenza dei mezzi a disposizione, conoscenza delle persone chiave. Tutto questo per dire con Vaia, perché i nostri stessi operatori sono usciti subito quando c'è stata l'emergenza, talvolta senza divise, sapevano già cosa fare e dove andare. Non hanno salvato vite umane, perché fortunatamente, ed è quasi un mistero, non ci sono state, come sapete, vittime, o forse una, poche insomma, rispetto alla mole dell'evento, però hanno messo in sicurezza tante situazioni, anche che poi questa emergenza non diventasse criticità per la comunità. E allora appunto qui bisogna sviluppare questa triade soccorso, protezione e cura, creando un sistema di dialogo empatico, ma
con un lavoro dietro di formazione per arrivare a far sì che lo scambio di informazione sia costante con la comunità. I soccorritori, la protezione civile, il mondo del soccorso non deve entrare a pie pari nella vita della comunità, pensate a terremoto di Amatrice. Deve essere un sistema che dialoga e si tira dei rappresentanti su conduzione, perché se viene da fuori la comunità abbiamo visto la fatica ad avere successo. E per noi sta diventando talvolta anche una al soccorso alpino, i volontari del soccorso alpino è molto 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 forte, anche se il nostro è un volontariato un po' particolare e professionale, e talvolta siamo quasi al limite della nostra capacità di dare. Dovremmo inventarci qualcosa per mantenere insomma l'operatività. Bene, grazie. Grazie a Walter Milan che, come avete sentito e anche visto, rappresenta in pieno lo spirito, ma anche il fisico, se vogliamo, l'aspetto fisico del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino. E lo spirito, nel senso che nei moltissimi casi in cui ho avuto l'occasione di quando appunto lavoravo nel Corpo Forestale dello Stato, quelle del soccorso alpino, tu hai sottolineato, brillavano per professionalità, cioè loro sanno muoversi nelle situazioni più difficili. Noi che abitiamo in montagna e che lavoriamo in montagna pensiamo alle rocce, agli strapiombi, alle pareti verticali, dove nessun'altra competenza può raggiungere la persona in crisi o morta. E quindi li ho visti crescere, ho visto crescere e migliorare l'organizzazione, perché la relazione tra queste e poi le altre che intervengono, la collaborazione è fondamentale e non sempre nel passato è stata ben pensata, ben disegnata. Questa cosa va fatta in tempi di pace, no? In tempi di immobilità, ammesso che ce ne siano, perché in realtà passiamo da un'emergenza all'altra, e va ricercata strenuamente, perché quando poi l'evento avviene bisogna sapere chi fa cosa, chi interviene per primo, chi coordina, chi comanda nel teatro delle operazioni. Non sempre questo è chiaro che dire, no? Perché i convegni servono anche per sottolineare alcune che ho visto i colleghi del soccorso alpino, è stata in Altopiano di Asiago quando addestravano i loro cani a calarsi dagli elicotteri, cioè il cane molecolare è oggi lo strumento di ricerca di una persona scomparsa più efficace, lo abbiamo visto, e il soccorso alpino si è aggiornato anche da questo punto di vista, quindi complimenti assoluti. Ora chiamo qui a parlare Alice Lemessi, che è responsabile dell'ufficio volontariato Direzione Regionale della Protezione Civile, alla quale vorrei così porre una questione che sento molto urgente. Noi abbiamo visto nascere il volontariato, che è un sistema. Molti anni fa, non diciamo quando, si scoprono quanto vecchi siamo, ma chiaro che sono volontari, ma in alcune regioni a statuto speciale, non so, penso al Trentino, penso all'Alto Adige, ma nelle altre regioni i volontari non c'erano, sto parlando degli anni 50, 60, sono nati dopo. E all'inizio della loro nascita, devo dire,
c'è stata un bel po' di fusione nel coordinarli, nel farli operare, ma soprattutto poi anche nel attrezzarli di tutto quello di cui hanno bisogno. Ora, per quanto riguarda la Regione Veneto, io vedo che tutto questo è stato fatto e vorrei appunto che Alice De Messi ce lo raccontasse, nel senso che mettesse in luce anche quello che di buono c'è, perché poi è giusto criticare, ma è giusto anche sottolineare le efficienze. Allora, buonasera. In effetti sì, mi ricollego Daniele a questo, quanto tu hai detto e anche all'intervento del soccorso alpino, perché il volontariato è un ente, diciamo, un'entità estremamente dinamica che ci porta continuamente a dare nuovi aggiustamenti e a cercare di tirar fuori il meglio da quella che è la cosa fondamentale, che è la disponibilità delle persone ad aiutare gli altri. La legge regionale di protezione civile risale al 1984 e la nuova legge è in discussione adesso in commissione consiliare. Però diciamo che negli ultimi 20 anni effettivamente a livello di Regione Veneto siamo cresciuti molto e è cambiato il modo di fare volontariato e su questo funziona questo mouse. Ok. Non ultimo mi ricollego all'intervento del collega del soccorso alpino, ricordando che effettivamente poi da Vaia è nata una collaborazione diretta tra la protezione civile regionale e il soccorso alpino con una convenzione che andranno e con una conoscenza reciproca continua che ha portato proprio nell'ultimo evento di ricerca persona scomparsa a un dialogo diretto con il coordinatore veneto regionale che aveva diciamo così, la direzione delle attività in territorio montano, ma con il quale ci siamo rapportati quotidianamente per capire le necessità e come la struttura regionale e il volontariato regionale di protezione civile potevano andare incontro a questa cosa. Diciamo che il mio intervento è focalizzato sulla, diciamo così, il cambiamento più recente, diciamo, del volontariato e la scossa Vaia in questo senso, perché di fatto Vaia è stato l'evento a livello regionale che negli ultimi 10 anni, diciamo dall'alluvione del 2010, ha impegnato in maniera consistente il volontariato regionale, ma soprattutto ci ha fatto capire come potevamo a livello di supporto da parte nostra come struttura regionale, ma anche di volontariato, andare incontro alle popolazioni residenti nelle attività. La struttura, vediamo. Di fatto a livello regionale noi sappiamo, sarò molto veloce, sappiamo che le autorità di protezione civile sul territorio regionale sono il Presidente della Regione Veneto e i sindaci. A questi come struttura amministrativa noi andiamo incontro con la struttura regionale di protezione civile che è incardinata in un'area specifica alla quale fanno riferimento anche i settori forestali e i geni civili e che è strutturata poi in dature diciamo così, della situazione dell'ambito protezione civile. A livello locale abbiamo i comuni, però questi sono supportati dalle amministrazioni provinciali che al loro interno ancora una struttura vera e propria degli uffici di protezione civile. A questi fanno riferimento le organizzazioni di volontariato, che a livello regionale, giusto una breve indicazione, parliamo di 510 organizzazioni di volontariate iscritte all'elenco territoriale. Già questo dà un cambio di passo. Cioè di cosa parliamo? Non parliamo di tutto il volontariato del sociale, enti del terzo settore che gravitano in una regione come la nostra in cui la disponibilità delle persone è fortissima a entrare soprattutto in organizzazioni di volontariato, ma parliamo di 510 organizzazioni inserite nell'elenco territoriale all'interno delle quali noi abbiamo da un lato associazioni vere e proprie e dall'altro abbiamo gruppi comunali di protezione civile che sono in leggera maggioranza rispetto alle associazioni. Abbiamo poi le articolazioni
territoriali di associazioni di volontariato nazionali, cioè iscritte direttamente all'elenco centrale del Dipartimento, e dei coordinamenti di organizzazioni di volontariato. Vi ho lasciato anche la suddivisione a livello locale, che di fatto riporta un po' quella che è territorialmente la grandezza delle province. Di fatto la presenza del volontariato è capillare sul territorio, e come numeri parliamo ora di circa 26, anzi il dato esatto lo vedete nella slide, di 26.000 e oltre volontari iscritti sul portale regionale. Questi sono da un lato volontari pienamente operativi, dall'altro sono volontari che fanno tutta una serie di attività di segreteria, alle quali, nonostante impugnamenti alle volte del volontariato, le associazioni sono chiamate, perché da un lato abbiamo la possibilità di andare incontro a loro con strumenti normativi e con benefici di legge, dall'altro abbiamo bisogno che anche da parte loro ci sia una certa, diciamo così, disponibilità a rendere documenti, a sistemare carte. Cosa peggiore mi dicono, ma questo, noi siamo operativi, questa è burocrazia, e gli dico, signori, l'uno e l'altro devono convivere insieme, perciò diamoci una mano e le cose vediamo di risolverle. Ecco, la fotografia del volontariato che interviene l'evento VAIA è la fotografia di un volontariato che all'interno dell'albo è suddiviso anche in specializzazioni. A livello territoriale di Regione Veneto siamo molto forti come antincendio boschivo, siamo forti come attività, tutta una serie di cose, ma siamo anche molto forti in termini di persone disponibili a dare una mano, e lo vedremo poi ricamente. L'impiego dei volontari di fatto ripercorreva fino a VAIA quelli che sono gli eventi, i rischi sul territorio, perciò terremoti, alluvioni, smottamenti, un supporto ai centri operativi comunali lì dove c'erano gruppi comunali intervenuti, però diciamo il cambio di passo cominciamo ad averlo in questa situazione, cioè l'evento VAIA coinvolge di fatto in emergenza per poco più di un mese. Noi abbiamo registrato sul portale regionale, che cominciava da livello regionale, abbiamo cercato di gestire questa situazione di volontariato dinamico già con i primi passi nel 2017. Poi vedremo l'evento VAIA e soprattutto l'evento coronavirus hanno dato un impulso fortissimo allo sviluppo di questo. Comunque, dopo l'alluvione del 2010, nel 2000 è il primo evento in cui noi registriamo più di 3.000 volontari che intervengono. Purtroppo non ho il dato delle giornate effettive di lavoro che questi volontari hanno sviluppato in questo mese, ma è quello che ci dà di fatto l'indice di quanto questo evento ha colpito il territorio regionale, perché parliamo di 324 organizzazioni di volontariato attivate su 510 presenti sull'albo regionale, per un evento che di fatto ha colpito province. Questo già dà un'idea dell'urto di VAIA sul nostro sistema. Però, come diceva anche il collega del soccorso alpino, noi siamo molto bravi in emergenza a essere presenti. Diciamo che VAIA ci ha dato un impulso nuovo, perché il richiamo che è venuto dal territorio dei sindaci che ci dicevano: benissimo, grazie, la struttura forestale, la regione c'è, sta cominciando a lavorare per il ripristino dei boschi, che non sarà oggi, ma sarà fra quanti decine di anni, lo diciamo da forestali, e si muove con i suoi tempi, con il fatto che ci sono degli strumenti disponibili per poter intervenire, però noi dopodomani abbiamo l'apertura della stagione turistica. Noi abbiamo bisogno di rendere i luoghi nuovamente accessibili. Come possiamo fare? Da questo punto di vista la nostra struttura a sali, a genitali,
Ci siamo? Adesso che ci siamo, un attimo solo che ho quello di Diego mi dice qualcosa, se questo sicuro. Secondo me che segna. Come va a essere dentro? Vediamolo, eccolo. Ok, siete di nuovo dentro. Ok, perfetto. Niente, grazie a lei. Scusa la parola. Sì, certo, una cosa molto veloce, come sono stati individuati di fatto a livello cartografico, messi i puntini dove andavano fatti gli interventi, dopodiché una serie di elenchi di interventi da andare a realizzare e individuazione delle risorse da fare. Io sforzo, ho perso il mouse, legato anche al fatto di individuare quali erano le misure di prevenzione e di sicurezza per l'impiego del volontariato. Andiamo avanti così riusciamo a rispettare anche i tempi assegnati. Il grosso sforzo a livello, diciamo così, dal punto di vista del lavoro degli uffici è stato quello, a questo punto, e la grossa sfida di riuscire a gestire il volontariato in movimento. L'ufficio pianificazione della nostra struttura in particolare è andata a sviluppare un portale che oggi è utilizzato quotidianamente non solo dai volontari e dalla struttura regionale ma anche dai comuni. Questo portale cosa ci dà? Ci dà la possibilità di andare a monitorare il volontariato presente, cioè la registrazione delle associazioni di volontariato, ma anche dei nomi dei singoli volontari che intervengono, andare ad attivare direttamente le organizzazioni di volontariato, cioè con un documento scritto inviare i volontari con le indicazioni del caso per monitorare l'intervento delle persone che lavorano e possibilità di rilasciare direttamente gli attestati, che è una cosa per noi fondamentale poi per andare ad aiutare dal punto di vista economico l'organizzazione di volontariato o andare a permettere ai volontari di lasciare il posto di lavoro nel momento in cui devono intervenire. Con questo portale, che veniva implementato ulteriormente alla fine del 2019, noi ci siamo trovati veramente nell'ambito dell'emergenza coronavirus, che per la nostra regione, diciamo, il coinvolgimento è cominciato ai primi di febbraio del 2020. Primi di febbraio del 2020 abbiamo le richieste di intervento presso gli aeroporti per la misurazione della temperatura dei passeggeri in arrivo. Per questa pandemia, anzi ricordo bene la discussione sui giornali, è una pandemia, non è una pandemia, cos'è una pandemia l'abbiamo scoperto, diciamo, sulla nostra pelle. Il 21 di febbraio il primo caso viene rilevato nella nostra regione e il primo intervento massiccio dei volontari è all'ospedale dove è stato riscontrato il primo caso, dove viene montata una tendopoli. Nei giorni successivi il volontariato sarà pesantemente coinvolto. All'inizio, devo dire, non so se il dottor Miozzo è ancora in linea, sì, venivamo collegati al comitato operativo da parte del dottor Borrelli, capo dipartimento, e veniva pesantemente richiesta la presenza della protezione civile e io sinceramente risposi, vabbè, ma io quali sono gli strumenti che posso mettere a disposizione per dare una mano in questa situazione? Perché è qualcosa per noi estremamente nuova, dicevo, è una questione che la sanità dovrebbe sapere molto bene come affrontare, ma noi come possiamo affrontare questa cosa? Beh, possiamo farlo perché di fatto i volontari nel Veneto registrati sono 26.000, sono presenti capillarmente sul territorio, hanno materiali e mezzi a disposizione, ci sono degli strumenti normativi che ci consentono di intervenire in maniera diretta con il volontariato e quelli scattate da me all'alba del 22 febbraio del 2020, quando mi sono resa conto che forse c'era qualcosa che stava cambiando nelle nostre vite. I mezzi della protezione civile che hanno completato il lavoro di montaggio delle tende e che lasciano l'ospedale di Schiavonia. Da lì sono nati nuovi interventi. A livello regionale sono state ripristinate 5 strutture ospedaliere nei primi mesi della pandemia per un totale di 563 posti letto e
visto che questa cosa cominciava a venirci anche piuttosto bene, ci è stato richiesto un ulteriore intervento nell'ottobre del 2020 in provincia di Venezia, dove in 15 giorni è stata ospedale. A seguire l'attività di volontariato di protezione civile è continuata, sono stati coinvolti in moltissime attività, non ultimo il fatto stesso che i volontari di protezione civile hanno vaccinato i loro colleghi volontari in un'attività individuata presso il centro logistico dell'ANA a Campiglia dei Berici e diciamo purtroppo interrotta bruscamente per via delle vicissitudini di Zevidia, però comunque anche qui erano presenti. Dunque parliamo di numeri. Il portale regionale ci ha dato la possibilità di monitorare quotidianamente, cosa che il Dipartimento ci chiedeva, l'intervento dei volontari sul territorio regionale, e qui vediamo i picchi di intervento, il ripristino delle strutture ospedaliere e numerosità di volontari presenti nei primi 3 mesi dell'emergenza e nella fase di lockdown, quando il volontariato di protezione civile è effettivamente andato a supporto della cittadinanza. Abbiamo avuto poi un picco per le elezioni di settembre del 2020, dopodiché l'avvio del supporto nella campagna vaccinale. Qui abbiamo anche un dettaglio: il numero di volontari impiegati nella campagna vaccinale è arrivato a oltre 600 unità al giorno. In questo momento siamo sui 400 volontari che ogni giorno di apertura dei centri vaccinali sul territorio regionale sono presenti. Questo ha sviluppato una quantità incredibile di ore, di giornate di lavoro. Abbiamo superato le 333.000 giornate uomo, dato del 5 di settembre scorso. Qui vediamo il picco di aprile del 2020, più di 50.000 giornate a disposizione da volontari di protezione civile. Però la sfida non è solo questa, la sfida è riuscire a questo punto, che l'emergenza coronavirus per noi è diventata un livello di intervento quotidiano superiore rispetto alla media, è stata anche quella di riuscire a gestire le emergenze nelle emergenze. Nel 2020 ne abbiamo avuto 2 emergenze meteo a livello regionale, un'emergenza meteo in cui siamo andati a supporto della regione Emilia-Romagna e un altro evento meteo a gennaio di quest'anno, quando per noi sciatori, diciamo così, abbiamo avuto una nevicata estremamente eccezionale e non abbiamo avuto purtroppo la possibilità di godercela. Dallo stesso punto di vista però questo ha creato un'emergenza e ancora una volta siamo riusciti a intervenire a supporto dei comuni lì dove ce n'era bisogno. L'ultima in ordine temporale è stata la richiesta del Dipartimento per l'intervento in Sicilia. Abbiamo detto, a livello di anticipo possiamo contare su più di 70 organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione del Veneto. Per 19 giorni l'intervento regionale si è sviluppato in Sicilia siamo arrivati a 546 giorni uomo, organizzando la logistica degli interventi del volontariato. Uno sguardo al futuro e chiudiamo. Cosa vediamo noi per il volontariato? Vediamo una maggior collaborazione con gli enti e amministrazioni che intervengono dal punto di vista istituzionale, con nuovi strumenti normativi, non ultima la direttiva sulla pianificazione che è di recente emanazione, e nella collaborazione interforze, per cui lì dove è possibile permettere al volontariato di protezione civile di intervenire a supporto degli enti, dei Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Grazie a tutti. Grazie ad Alice Lemessi che ci ha fatto un quadro molto ricco dimostrando la potenza di questa nuova struttura che appunto, come ripeto, prima non c'era. Qui cosa facciamo? Allora, volevo ricordare che il dottor ripristiniamo il quadro di prima. No?
Questo si è frizzato. Non ci si sente. Sì, l'audio dovrebbe essere operativo. Allora, il dottor Miozzo dice che cortesemente rimane collegato fino alle 11:45. Se c'è qualche domanda, io ne avrei una per lui. Spero che mi senta. Aspettiamo il collegamento. Facciamo intervenire magari. No, perché anche Marito è collegato. Sì, un attimo. Devo gestire la manovra come l'altra impostata. Sì, grazie, è preferibile perché vuole che lascio lei attivare. Sì. Ecco, adesso ci siamo. Sì, Adesso sei apparso. Verificare che sia. Sì, dovrebbe essere Va apparso. bene. Grazie. Questa tecnologia tanto balbetta. Corpo Nazionale Soccorso Alpino funziona anche in pianura. Allora, volevo chiedere se il dottor Miozzo è ancora con. Però non si vede. Vabbè, Alice Le Messi ha posto delle questioni molto interessanti e che dicono soprattutto che il volontariato, che appunto nei primi anni era nato sicuramente balbettante, ora si è dotato di una elasticità notevole, cioè capace di intervenire sugli incendi boschivi, sulle calamità naturali, sulle calamità planetarie come il Covid, molto rapidamente. La rapidità è la parola d'ordine per tutti questi nostri interventi di cui stiamo parlando stamattina. Sarebbe anche interessante capire, appunto, siccome sono volontari e con un monte ore straordinario ad agire fuori dal loro ambiente di lavoro, volevo capire come poi viene vissuto dal datore di lavoro questa questione, insomma, una mia curiosità personale so che una legge lo prevede, però volevo sapere se funziona a livello nazionale. Resto sempre stupito che si debba noi andare in regioni a statuto speciale a incendi, laddove il numero dei loro operai è strepitosamente più alto del nostro. Dovevo essere il giorno di Ferragosto in Calabria per un convegno che è stato sospeso in Aspromonte, che è stato sospeso per gli incendi tragici che sappiamo, con 4 morti, per poi sapere dalle cronache locali che gli operai forestali in quella regione sono 12.000. Ora, cara Alice Le Messi, con 12.000 operai nel Veneto, noi non avremmo neanche fatto accendere un fiammifero nei paraggi dei boschi, però lo sguardo nazionale ci impone anche a riflessioni di questo tipo, perché poi un bosco distrutto ci mette un secolo a tornare a quello che era prima, non stiamo parlando di cose di poco conto. Collegamenti però, perché adesso dovrebbe parlare Gianni Marigo, dirigente ambientale ARPA. Mi dicono di aspettare un minuto, quindi Facciamo parlare. Sì, quindi passiamo a Igor Rodeghiero, che è presente in sala, che è formatore regionale di protezione civile del Veneto e quindi ci racconterà la sua esperienza dal punto di vista proprio della formazione, perché è il passaggio primo per far funzionare la macchina. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio il professore Agostini per l'invito e chi mi ha preceduto negli interventi. Sì, io parlo come volontario di protezione civile, volontario anche formatore. Sono coordinatore dell'area omogenea di base dell'Altopiano di Cerri Comuni per l'antincendio boschivo e quindi volontario. Si è parlato parecchio della struttura dell'organizzazione del sistema di protezione civile. E è un aspetto fondamentale per chi è responsabile dei volontari. Giustamente la dottoressa Lemessi ha evidenziato la struttura regionale di chi è nel sistema binario di organizzazioni legate al sistema pubblicistico dei gruppi comunali e il diritto privato delle associazioni. Io per esempio sono presidente dell'associazione, sono io responsabile legale dei miei volontari ad intervenire in emergenza, ma non solo, anche in operatività. Nel momento in cui io vado ad operare in situazioni di critiche, sono io per primo che mi assumo la responsabilità, e non è che me l'assuma io, è la 81 impone di riuscire a mettere ovviamente a sistema quello che è la garanzia dei miei volontari che vanno ad operare. E quindi è una condizione sine qua non proseguire con l'evoluzione formativa fatta sì che tutti i volontari siano preparati, addestrati, formati, sia dal punto di vista base, perché il decreto della Giunta regionale 1389 della Regione Veneto ha disciplinato i criteri di formazione regionale per punto dal base a specialistico, e anche poi questo è un sistema che è in continua evoluzione. Se io penso anche ai volontari nostri e ai miei, compreso il sottoscritto, che usiamo camion, autocarri, di cui ringrazio il Corpo Forestale dello Stato che a suo tempo ci ha aiutato molto con i mezzi speciali, non parliamo di andare a guidare un mezzo in pianura o su un'autostrada. Siamo su strade forestali, carichi di acqua, in situazioni difficili, e quindi anche il rischio è molto alto. Il rischio chi se lo assume? È il presidente dell'associazione. Sono io per primo che faccio l'addestramento, sono obbligato e sono invitato a fare addestramento continuo con i miei volontari, a controllare i mezzi, manutentare i mezzi, cercare di dare sempre più uno stimolo a rispettosi della massima sicurezza quando si va a agire, ma essere anche efficaci. E questo devo dire che fortunatamente per il sistema di volontariato la cosa importante, più bella, è la collaborazione con le istituzioni, a suo tempo il Corpo Forestale dello Stato, adesso Carabinieri Forestali, al Soccorso Alpino, cui va massimo rispetto, perché il Soccorso Alpino rappresenta l'elite della preparazione specialistica nel territorio nazionale e forse anche internazionale, se posso permettermi. Di qui sono persone veramente che possono dare molto, e tant'è che grazie alla loro collaborazione aiuto e supporto non solo alle forze
quindi la multi-agenda, come diceva lui, a multiforze istituzionali, danno anche supporto alle attività di volontariato, e questo nel tempo ha trovato una giusta collocazione. Vediamo l'emergenza del volontario nel momento in cui si va a intervenire o ricerca persone, nel caso specifico, in altre situazioni, è lo stesso volontario di protezione civile che dice: bene, io sono qua, datemi l'indicazione del caso per proseguire la mia attività, ma in primis chi ci sono? C'è il soccorso alpino e i vigili del fuoco. Quindi è nato e si è consolidato nel tempo un giusto equilibrio di rispetto nella logica di insieme, di intervento coordinato, che non crea confusione, ma dà efficacia. E questo è un aspetto culturale che non è scontato. L'altro aspetto importante è che tante volte si vede il sistema di volontariato che funziona, sì, ma per farlo funzionare bisogna mettere insieme l'amalgama di tutti hanno caratteri diversi, e tenere insieme 50-60 persone con caratteri e condizioni diverse e condizioni diverse non è una cosa scontata, perché quando sei nell'ambito del lavoro, dove uno è stipendiato, ci sono delle regole che sono dettate anche da giusto licenziamento se qualcuno si comporta in modo non corretto. Nel volontariato uno è volontario, ti dice la prima risposta che ti dice: io sono volontario, se non va bene sto a casa. Ora, capiamo benissimo che fortunatamente lo spirito del volontario nasce dalla solidarietà, quindi questo va a sopperire questo tipo che non possiamo dare nulla per scontato. Io per primo, ogni volta quando scendo in campo, quando siamo operativi, ci confrontiamo per mantenere un equilibrio che è importante, perché questo poi si riflette in operatività, e la sinergia, la tranquillità, la serenità è il fattore principe per riuscire a fare cose, e soprattutto per farlo in sicurezza. Ecco, la sicurezza è quello che io, come tanti, insomma, i miei colleghi, che ne vedo tanti qua e anche collegati, siamo sempre sensibili a questo aspetto. Perché noi abbiamo chiesto di intervenire in modo coordinato, perché la legislazione e il criterio anche organizzato in Regione Veneto dà una scaletta anche attraverso il metodo Gusto, diceva prima il dottor Mila e il dottor Miozzo, con i piani di protezione civile comunale. Però è anche vero che dal punto di vista ovviamente dobbiamo calmierare le nostre attività in base alle specializzazioni che nel momento in cui è intervenuto il VAIA, e in quella sera lì eravamo proprio fuori, perché siamo usciti prima, perché c'era l'allerta maltempo, questo volano di vento incredibile, eravamo proprio in mezzo al campo, e lì ovviamente abbiamo fortunatamente messo in campo tutte le nostre la motosega, perché anche... Ti interrompo, so che è virtuale in un convegno, ma ti interrompo per chiederti, la catena di comando, come è, ecco, facciamo proprio il caso concreto. Avete aspettato ordine di qualcuno, un sindaco, la regione, o avete anche una capacità di intervento spontanea? Allora, in primis l'organizzazione sistemica in Regione Veneto è ovviamente piramidale. La Regione ha il coordinamento funzionale, qui va dato merito alla dottoressa Lemessi e a tutto lo staff della sala operativa, come altresì al dottor Rizzolo per la parte formativa nell'ambito zone. Poi ovviamente la provincia, con il sistema provinciale adesso organizzato con gli uffici provinciali, è l'interlocutore primo per le attivazioni. Però è anche vero che nella parte ovviamente locale è il sindaco che è l'autorità di protezione civile comunale. Quindi non è che noi usciamo e facciamo come vogliamo. C'è l'attivazione del COC, ci sono le procedure di attivazione, ovviamente in quel portale che le Messi, che è, a mio avviso, è uno strumento molto importante, che mi auguro che a breve, anche a medio termine, venga implementato, perché è uno strumento utile a noi, no, per le registrazioni, per tante cose, ma anche per chi poi dall'altra parte, se l'operativa sa chi c'è in campo, come si fa. Seguiamo le procedure. Non c'è nulla sciolto, non è che e io, se sono in campo e sono presidente o sono interfaccia locale, mi interfaccio con il sindaco, con la provincia, con i consiglieri delegati, ovviamente con la regione, eccetera. Quindi non è che caso diverso invece nel momento in cui non è locale ma è sovracomunale, e poi che comunque c'è sempre la regione che ovviamente che attiva e ovviamente
si dà l'ingaggio per intervenire. Quindi è un sistema organizzato, è un sistema pianificato, è un sistema che dà dei risultati di registrazione puntuali, quindi quei numeri che saltano fuori sono i dati reali di quello che noi riportiamo poi in attività, e alla fine tutto questo si racchiude in un sistema organizzato che nel corso del tempo si è consolidato. C'è ancora tanto da fare, però adesso sicuramente questo è un sistema che funziona, ne abbiamo dato riscontro, tantissimi amici e colleghi volontari hanno dato, stanno continuamente dando risposta. Non mi chiama, che sia un canale sociale enorme, perché se parliamo di sociale vuol dire che sì, se guardiamo il monte ore giorno e lavoro giorno e se lo rapportiamo dal punto di vista economico e finanziario, sarebbero costi improponibili per la collettività. Quindi è un aspetto importantissimo che credo, permettetemi il passaggio, venga anche un po' da un concetto di cultura. Cioè, perché il volontariato? Perché in certe realtà c'è molto più volontariato rispetto a altre? È di cultura, di solidarietà, di partecipazione, di essere attivo dal punto di vista locale, a partire dalla parrocchia, dalla proloquio, dalla protezione civile, eccetera, sia un sistema culturale che merita molta attenzione, che tante volte viene surclassato da tante altre teorie. Io credo invece che dobbiamo lavorare molto con i giovani. Molto si sta facendo anche con le scuole, vero? E la Regione Veneto ha portato avanti dei progetti con le scuole ovviamente per far conoscere il sistema di volontariato. Io credo che ma lancio un messaggio al professor Agostini, che l'interfaccia penso più prima per questi argomenti, sia proprio quello di far crescere questo spirito civico, no? Di responsabilità, di solidarietà, che non la compri al supermercato, no? La cresci in casa, la cresci nella scuola, la cresci nelle cose da fare, anche perché il ricambio, le persone, i giovani che entrano in questo mondo servono. Abbiamo parlato di volontari, ma ricordiamoci che abbiamo volontari che hanno 80 anni. Adesso, e non pensiamo che io per esempio ho volontari che hanno 75 anni, non pensiamo che facciano presenza. Sono volontari che col massimo rispetto, e qui c'è un esperto montano, se fanno 50 metri in salita, io sfiato, loro sono arrivati, nel senso che sono molto, probabilmente è anche uno stimolo per essere partecipi, essere attivi, però sono elementi importantissimi del sistema, che non va, che io reputo, perché come faccio io quando faccio un'attività abbino sempre un giovane a un anziano, uno specialista a un giovane, e poi li scambio, perché loro stesso si confrontano, devo essere sempre io, sono gli altri che si confrontano e loro stesso crescono un sistema di autoformazione che è importante per questo meccanismo di intervento. E dall'altra parte noi accompagniamo con dei sistemi di formazione particolare, e qui ringrazio il colonnello Stella che ha lanciato un progetto che ho lanciato nell'emergenza della gestione emergenza neve, che era nato poi nell'emergenza Marche a seguito dell'esperienza dell'emergenza Marche, e questo ha altresì specializzato un settore che per noi è importante anche per l'emergenza neve, che questo non vuol dire andare a interferire con il soccorso alpino, no, perché la nostra attività in quel caso specifico per quello di portare alimenti, portare assistenza a certi tipi di intervento, non andare fisicamente a recuperare delle persone o specialistico, ma quello da protezione civile e da supporto, che è legato, non so, all'apertura strade, al tetto, alla neve sui tetti, eccetera, che oltretutto anche qui riparte il concetto di formazione. Io posso mandare i miei volontari hanno una specializzazione per piattaforme elevabili, e tanti altri aspetti che sono elementi fondamentali e essenziali per poter operare, altrimenti non ci vanno. Per un principio di responsabilità. La testimonianza che come volontario posso dire insomma. Grazie.
Grazie a Igor Rodeghiero, che è stato di una concretezza straordinaria, ma proprio appunto, come abbiamo detto, tutte le emergenze grandi e piccole poi arrivano nel concreto, nel piccolo, nel paese, nel paesetto, nella contrada. E ci ha ricordato da una parte la responsabilità di chi coordina gli interventi, dei controlli, dei mezzi e degli strumenti. Prima, perché non possiamo sapere, non possiamo metterci a controllare il camion quando l'evento si è già manifestato. Poi è proprio interessante di essere volontari, tiene vivo, ma è fondamentale in queste società che sono sempre un po' più sempre slabrate rispetto a una volta, no? Dove si era una vita piuttosto distanziata, ma il fatto che ci siano così tanti, Alice Lemessi ci ha ricordato 26.000 nel solo Veneto, quindi volontari, quindi cifre straordinarie, ecco, e che queste persone siano per loro stessa scelta obbligate a incontrarsi fra loro sistematicamente, proprio per dare una vita vera a questa loro capacità di intervenire. Ecco, questo diventa un collante sociale di difficile misurazione, ma di straordinario valore. Quindi grazie per avercelo ricordato in maniera così corretta. Ora, che partecipano al convegno, i relatori collegati con l'esterno, dovranno aspettare ancora un po', e chiedo loro la cortesia, rispetto alla scaletta, perché abbiamo un problema tecnico da superare. Quindi chiamo a intervenire Massimiliano D'Andrea, che è consigliere provinciale e delegato per la provincia di Vicenza, delegato civile. Buongiorno a tutti, ho bisogno di un piccolo supporto tecnologico. Problemi? Perfettamente motorizzati. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito e per l'organizzazione di questo evento che finora ho ascoltato e sto traendo diversi spunti, devo dire. La mia chiacchierata, la mia relazione sarà su due eventi, Tempesta Vaia e Coronavirus, che hanno già prodotto numerosa saggistica e che ne produrranno ancora, e che a noi amministratori hanno portato a modificare i piani di protezione civile, ma li modificheremo ancora, perché vi invito a fare una verifica nei piani di protezione civile dei vostri comuni e guardare, uno, se trovate l'evento pandemia tra le varie ipotesi, e due, se l'evento pandemia eventualmente previsto abbia qualcosa in più di un banale rimando evento pandemico, contattare ULSS, azienda sanitaria di riferimento. Quindi quello che oggi stiamo vivendo, quello che è l'attualità, ci farà rivedere i piani di protezione civile, rivedere la funzione e il ruolo del volontariato di protezione civile. Ma prima di iniziare la mia in versione online, volevo raccontare un aneddoto che è un ringraziamento a Silvia Tormen, la sindaca di Taibon Agordino. Durante una conferenza e quello che era successo al suo comune, che non vado a raccontare nel dettaglio per non bruciargli poi l'intervento, ma la cosa che mi aveva colpito e che mi ha ispirato qual è? Che i ragazzi del suo paese, in parte traumatizzati, in parte colpiti dalla tempesta Vaia e da quello che era accaduto nel comune di Taibon, hanno chiesto all'amministrazione comunale di studiare il piano di protezione civile e da questo studio lo hanno reinterpretato a modo loro.
Tant'è che in quell'occasione ho detto: guarda, ti rubo l'idea, e così ho fatto. Mi ha permesso, tramite il piano dell'offerta formativa territoriale, di portare la protezione civile a scuola, creare un percorso che è nato a ottobre 2019 e si è concluso alla pandemia, dove i ragazzi hanno conosciuto la protezione civile, hanno conosciuto il volontariato, la parte amministrativa del comune, hanno conosciuto le specializzazioni, hanno studiato il piano di protezione civile e lo hanno riscritto a loro modo. L'amministrazione comunale di Creazzo ha fatto una broschurina ed è stata inviata a casa di questi ragazzi. La cosa interessante qual è? Che doveva essere un evento che si concludeva nel maggio 2020 con esercitazioni a scuola. La pandemia non ce l'ha consentito, ma abbiamo reinventato l'evento conclusivo nella prima settimana di aprile, quindi prima che nascessero le DAD, prima che nascessero tutte queste lezioni a distanza. Abbiamo fatto un incontro online con 300 ragazzi, i quali ci hanno spiegato come hanno vissuto lo studio del piano di protezione civile, ma soprattutto come hanno vissuto il vivere un'emergenza. È stata una fortuna anche per l'amministrazione comunale, perché in un colpo solo abbiamo fatto informazione alla popolazione raggiungendo 300 famiglie, che non è una cosa da sottovalutare, e poi, infine del mio intervento, riprenderò a questo punto. Questo era un aneddoto per ringraziare Silvia che mi ha ispirato e aiutato nell'attività amministrativa del mio comune. Giusto per dare merito ai ragazzi, vediamo se lo trovo senza fare danni, la cartella, eccola qua. Giusto per dare merito ai ragazzi, ho letto che è stato fatto in seguito ai lavori del secondo e che ha portato a 165 fogli di lavoro, alcuni anche di una certa qualità, di 11, 12, 13 anni. Parliamo di tempesta Vaia. Che cos'è stata la modo faccio riferimento a quanto accaduto nell'altopiano dei 7 comuni. E stiamo parlando di venti misurati a 166 km all'ora dalla centralina dell'ARPAF presente sulla stazione presso il Monte Verena, che ha creato 2.300 ettari di boschi schiantati. Questo è il dato relativo all'altopiano dei 7 comuni. Quella notte 47 comuni della provincia di Vicenza hanno aperto il COC e c'è stata l'apertura anche di un COI, se ricordo bene. Considerate che la provincia di Vicenza ha 114 comuni, quindi avere 47 COC aperti è un evento che ha traumatizzato l'intero territorio. Territorio che è stato colpito, vi faccio vedere alcune immagini, duramente, ed è stato colpito soprattutto, come già detto in precedenza da altri relatori, su quelli che erano i percorsi silvopastorali che attirano poi i turisti nel territorio, e questo è accaduto quando? Pochi mesi prima che iniziasse la stagione invernale. Ecco quindi, vi faccio vedere questa immagine che è indicativa. Qui vedete dei pali telefonici e c'è anche un cavo del telefono che è a terra. Queste foto risalgono al maggio 2000 al luglio 2019. Quella sera della tempesta Vaia, l'altopiano dei 7 comuni era completamente muto, nel senso che le linee telefoniche cellulari o fisse non prendevano, era completamente al buio. Provincia di Vicenza si stava relazionando in tempo reale per il tramite del coordinamento in CCS con la prefettura e distribuzione, per capire dove riuscivano a portare loro dei generatori di luce per ridare corrente alle contrade. Quella sera provincia di Vicenza, premesso che i 47 COC hanno attivato le proprie squadre, quindi il comune di Asiago ha attivato la propria squadra, Ruana la propria, Gallio la propria, Enego la propria, così ognuno la sua. Provincia di Vicenza ha mandato 60 volontari in supporto.
sull'altopiano. Di questi 60 volontari, 10 erano volontari dell'ARI, proprio perché c'era il problema delle comunicazioni. Non si riusciva a parlare tra volontari che operavano in frangenti geografici diversi e non c'era un ritorno di informazioni in provincia, in prefettura, CCS, e i volontari delle radiocomunicazioni ci hanno ridato voce. Quindi spesso e volentieri, nel ringraziarli, dico: voi siete la nostra voce. Qua un'altra immagine di quelli che sono i danni fatti dalla tempesta Vaia, ed ecco qua le statistiche che citavo prima. Le zone più colpite sono state la Val d'Assa e la Piana di Marcesina, su cui abbiamo visto diverse immagini. Questo è stato l'evento Tempesta Vaia nell'altopiano dei 7 comuni. Come diceva prima Alice Lemessi della Regione Veneto pensa a un evento di ripristino, chiamandolo esercitazione Vaia. Provincia di Vicenza abbiamo aderito a entrambe le fasi, la prima dal 28 giugno al 15 luglio, la seconda è durata circa un mese, dal 26 settembre al 27 ottobre. È stata particolarmente importante per il nostro territorio. 1, perché ha avuto molta adesione da parte del volontariato. 2, perché ha risolto diversi problemi che sembravano di entità minore, ma comunque erano problemi per i territori e per i comuni. Vi cito qualche numero, facendo una precisazione. 515 volontari della provincia di Vicenza coinvolti nell'esercitazione Vaia, nella versione fase 1 e versione fase 2. Misure diverse. Per la provincia di Vicenza i 515 volontari sono le persone, le teste. È stato molto sentito l'evento, in particolar modo gli interventi sul Pasubio, che hanno visto intervenire i volontari sia nelle gallerie, nella strada delle gallerie, sia nella strada degli Scarubi. L'evento, ribadisco, è stato organizzato dalla Regione Veneto. Ecco che vi cito che provincia di Verona ci ha fornito 22 volontari per un complessivo di 81 giornate uomo. Provincia di Rovigo ci ha fornito 14 volontari per un complessivo di 84 giornate uomo. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo avuto dei volontari e della provincia di Verona e della provincia di Rovigo che fisicamente hanno stazionato, hanno dormito in provincia di Vicenza, alcuni per una settimana, altri per 15 giorni, e hanno lavorato veramente, perché 84 giornate uomo è un sacco di lavoro, impiegati su 50 cantieri. 50 cantieri che per riuscire a gestirli abbiamo messo in piedi 3 centrali operative dedicate, perché fisicamente Enego necessitava, per la quantità di interventi, di un coordinamento in loco. Rimanente parte dell'altopiano di Asiago aveva in Roana un altro punto di coordinamento per gli altri 6 comuni dell'altopiano, e c'era poi Posina per l'Alta Val d'Astico. Alta Val d'Astico, dove vi vado a citare un esempio, perché per riuscire a fare gli interventi, prima di intervenire con motoseghe, strumenti vari e diversi, c'è stata una forte attività amministrativa da parte dei comuni e delle unioni montane, sia per fare i sopralluoghi tra tecnici e volontari, sia per tutta quell'attività amministrativa che autorizzava la chiusura di alcune strade o che faceva dei noleggi a caldo per strumentazione specifica e particolare di cui il volontariato non era provvisto, e dove magari mancavano anche le competenze o i titoli abilitativi all'utilizzo di quei mezzi lì. Ecco che quindi prima di poter arrivare alla fase operativa dell'esercitazione Vaia, circa il mese di aprile è stato un mese di confronto con Regione Veneto e Comuni per la parte organizzativa, il mese di maggio per la parte dei sopralluoghi, e dopo è diventato operativo. Vi cito un esempio. E l'esempio è in comune di Tonezza del Cimone ed è la strada della Barcarola. Perché vi faccio questo esempio? Per raggiungere il comune di Tonezza abbiamo sostanzialmente 3 strade. La strada provinciale, che è la strada che normalmente si utilizza, la Barcarola, che è la vecchia strada prima che venisse creata la provinciale negli anni 50 da Mariano Rumor.
terza strada è passare dalla provincia di Trento. Bene, la Barcarola, giusto per capirsi, e giusto per dare un'idea di com'è, è questa, se vedete questa linea molto ondulata rosa, è la strada della Barcarola. Non è una strada di facile percorribilità, infatti la provinciale è molto più percorribile, più semplice da utilizzare. Però è vero che a gennaio 2021, a causa delle nevicate, la provinciale è stata impraticabile e il comune di Tonezze del Cimone è stato isolato per diverse ore perché la Barcarola ha subito ulteriori smottamenti a frane, non era percorribile, provinciale completamente sommersa da neve e una frana. L'unico modo per raggiungerla sarebbe stato dal Trentino, solo che non conoscevamo le condizioni della strada e gennaio 2021 siamo intervenuti con viabilità in urgenza per ripristinare quanto prima l'accesso al paese. Per riuscire a fare questo intervento sulla strada Barcarola, l'amministrazione dell'Unione Montana ha dovuto fare un'attività piuttosto impegnativa, sia di preventivi sia di verifiche in loco, dove è stata redatta una scheda, quella che adesso vi faccio vedere, e questa scheda è stata redatta per tutti e 50 i cantieri che abbiamo messo in piedi nella provincia di Vicenza. Venivano date alcune indicazioni sui tipi di intervento, sui tipi di strumenti che servivano e sulle eventuali qualificazioni i volontari che intervenivano. Fare un esempio: numero 2 Tirfor, 8 motoseghe, 3 soffiatori, scale, imbragature per lavori in quota. Questi erano alcuni esempi degli aspetti tecnici contenuti in queste schede. E questa è la strada della Barcarola dopo l'evento Vaia. Ribadisco, questo maggio 2019. Strada dove ci sono piante coricate sul manto stradale, sassi in buon numero e di buona dimensione, e nelle immagini che vi farò vedere tra poco, rieccoci qua, inizia l'intervento. Questo è il giorno in cui su Tonezze del Cimone i volontari intervengono. Intervento che ha coinvolto innanzitutto la pulizia della strada dalle piante sradicate. C'erano delle reti paramassi che erano state divelte e quindi è stato segnalato poi al comune, in collaborazione per quanto può la provincia, per il ripristino. Ma nella foto successiva, se non sbaglio, c'è una foto di una telonata. I volontari sono intervenuti con una telonata perché c'è una frana aperta e quindi per cercare di contenerla sono state messe in atto queste opere col telone e con delle gittate di cemento, utili per tenere la strada praticabile per alcuni mesi. Poi gli eventi atmosferici avversi successivi hanno ricreato ulteriori problemi in altri punti. Questo è uno degli interventi fatti nel Vicentino durante la tempesta, durante l'esercitazione Vaia, quindi proprio per andare in quella fase di attività di ripristino che è una delle fasi previste nell'ambito del sistema di protezione civile. Peraltro apro una parentesi, qui dobbiamo dire grazie ai volontari della provincia di Verona. Quei ragazzi che state vedendo nella foto adesso venivano da più squadre della provincia di Verona ed erano affiancati dalla squadra locale di Tonezza, in quanto conoscevano ovviamente il territorio. Questa è una foto, non ricordo se delle scuole elementari o scuole medie di Enego, perché per riuscire a coordinare tutti gli interventi abbiamo, come dicevo prima, messo in piedi 3 centri organizzativi, perché dovevamo comunque garantire la benzina per il funzionamento delle motoseghe, quello che definisco il principale DP per un volontario, cioè il panino e l'acqua, e quindi c'era anche un aspetto logistico di dover portare sui punti di intervento ai volontari il mangiare e il bere.
più tutta l'eventuale, e per fortuna non c'è stata necessità, organizzazione per un intervento di tipo sanitario, qualora qualcuno si fosse fatto male sul luogo. È stata un'attività piuttosto impegnativa, che però ha dato i suoi frutti. Questo è un intervento su un percorso silvopastorale. E faccio vedere alcune foto, anche qui notate cavi del telefono che sono crollati. Passo velocemente al coronavirus e mi riaggancio a quello che diceva Igor De Ghiero, nel senso che si parlava del valore dell'intervento. Da marzo a maggio 2020 Protezione Civile Provinciale ha avuto 1.600 volontari attivati, con un picco di 1.000 volontari attivati contestualmente nella stessa giornata, per un totale di 300.000 ore di lavoro. Se gli diamo un valore di 10 euro ad ora, sono 3 milioni di euro. Effettivamente un costo che l'amministrazione pubblica non riuscirebbe a sostenere, e quindi grazie al volontariato per questo enorme impegno. Dicevamo prima i numeri di Vaia, con coronavirus abbiamo 108 COC aperti e 2 COI, quindi vuol dire che tutto il territorio è stato coinvolto e ne è stato coinvolto massivamente. Vado velocemente a chiudere dando solo 2 numeri. A marzo abbiamo distribuito come Protezione Civile Provinciale 2.700.000 mascherine direttamente nelle cassette delle lettere dei nostri cittadini, 16.000 litri di gel igienizzante, supporto a tutta una serie di situazioni che non avremmo mai concepito come situazioni di protezione civile. Vedere protezione civile al mercato perché si potesse fare il mercato settimanale è stata una delle capacità di adattamento che il volontariato ha saputo dimostrare. La presenza del volontariato nei punti vaccino è ancora di attualità, nonostante siano passati 6 mesi da quando, anzi anche 9 mesi, da quando è iniziato il periodo delle vaccinazioni. Abbiamo avuto la solidarietà, una donazione del tipo dell'Hockey su Pista che ha donato un muletto alla provincia di Vicenza. Non ci sono mancate le emergenze nazionali. Ad agosto Solagna, Valbrenta e Bassano, sempre ad agosto Arzignano e Trissino, Torri di Quartesolo 2 volte, settembre e poi dicembre. Ecco, una riflessione, se ne potrebbero fare tante. E una me la lasci? Se ne potrebbero fare tante. E una riflessione che faccio, allora anche in ottica delle prossime iniziative che avrò a provincia. Durante l'emergenza coronavirus non ci siamo fermati con la formazione e, seppur con numeri ridotti, siamo riusciti a formare 105 nuovi volontari. Abbiamo notato che c'è un maggior coinvolgimento anche dalla parte femminile nel volontariato, con un piccolo incremento del 4% rispetto agli anni precedenti. Ci adattiamo, impariamo e speriamo di coinvolgere, quantomeno a livello di informazione alla popolazione, quante fasce più ampie possibili, e speriamo di venirne fuori e di affrontare questa emergenza che ancora ci obbliga a portare la mascherina, a pensare ai vaccini, a pensare a tutta una serie di cose che ci stanno appesantendo psicologicamente, e di venirne fuori rafforzati con nuove idee e con nuovi strumenti e possibilità per tutti quanti. E ribadisco il ringraziamento a Silvia Tormen, chiedo scusa, perché quello spunto che mi aveva dato poi si è concretizzato in un progetto che ha avuto anche spazio sui media locali. Grazie. Chiudo e lascio. C'è stato il collegamento audio in questi 2 interventi, non video, adesso cerchiamo di ricostituire anche quello video. Ringrazio Massimiliano D'Andrea che ci ha ricordato che tutti gli interventi che vengono fatti, che sembrano pesanti, che vengono definiti burocratici, sono invece sostanziali e indispensabili, perché quando si interviene, in ogni caso, sia con la tranquillità del lavoro quotidiano, sia
emergenza, prima di tutto viene la sicurezza di chi interviene, la quale viene garantita proprio da questi passaggi, diciamo, di controllo dell'abilitazione a usare e a intervenire in certi posti. È un sistema molto complesso, però Massimiliano D'Andrea ci ha ricordato un'altra qualità di tutto questo mondo, che è l'elasticità. Cioè stiamo verificando stamattina, avendo proprio degli esempi concreti, che volontariato è una parola, un termine vago, la protezione civile, che però comprende settori della nostra vita quotidiana pregnanti e che poi riguardano tutti noi. E ogni volta il volontariato c'è, anche tra le bancherelle di Piazza dei Signori, del mercato, però per tenerle aperte era indispensabile governare il flusso delle persone. Ora proviamo a collegarci con Gianni Marigo, che è dirigente ambientale ARPA Veneto. Buongiorno, mi sentite? Finalmente riappare e diamo subito la parola a lui, così non li facciamo perdere tempo. Grazie. Sì, io mi scuso, ma siccome non sono riuscito a farmi sostituire nel mio turno di previsione, fatto il mio intervento, poi vi devo lasciare perché devo provvedere agli aggiornamenti delle previsioni meteo per il fine settimana. Allora, faccio una premessa. Adesso io sono dirigente responsabile del Centro Valanghi di Arabba, che è una struttura di ARPAV che si occupa, e quindi in questo momento mi occupo della gestione di scenari di rischio legati al rischio valanghivo, però sono anche stato incaricato di coordinare le attività dell'Ufficio Meteorologia Previsionale di Teolo, sempre dell'ARPAV, e quindi a questo punto mi occupo anche della gestione dei rischi puramente meteorologici. Nel 2018 non ero ancora dirigente, però facevo parte dell'ufficio meteo di Arabba, e quindi ho vissuto, direi, ero il coordinatore dell'ufficio meteo di Arabba, ho vissuto in primissima persona tutta la fase previsionale di monitoraggio e di immediato post VAIA. E quindi vi volevo portare la mia esperienza di quell'evento, mettendo in risalto quelle che sono state tutte le attività di coordinamento e sinergia con le altre strutture del sistema di protezione civile regionale, perlomeno appunto nella fase di previsione e monitoraggio dell'evento, facendo un'ulteriore doverosa premessa, che è un mio parere personale. Secondo me, prima ho sentito, mi pare, l'intervento del rappresentante del soccorso alpino, che diceva fortunatamente e in maniera un po' senza grosse spiegazioni logiche, abbiamo avuto, non dico 0 morti perché purtroppo non li abbiamo avuti, un paio di morti li abbiamo avuti anche con VAIA, però vista la magnitudo dell'evento si poteva aspettare qualcosa di molto diverso. E a me viene da dire, ci ho pensato tante volte, dal punto di vista della previsione e della prevenzione rispetto a un evento così catastrofico, probabilmente tutto è migliorabile, ma poco di più si sarebbe potuto fare. E io porto sempre l'esempio dell'attività previsionale e preventiva relativamente a VAIA come un esempio, direi, virtuoso del funzionamento del sistema. E ripercorro un attimo quelle giornate. Il tutto si è attivato, diciamo, un po' casualmente, se vogliamo, perché qualche giorno prima del passaggio della tempesta VAIA, nella Valle di San Lucano si era sviluppato un grosso incendio alimentato da venti di Fenn, con l'aggravante poi successiva dal punto di vista operativo che c'erano delle nubi basse nei giorni successivi che rendevano difficile il volo degli elicotteri. In questo contesto ARPAV, perlomeno per quello che ci riguarda, quindi la parte previsionale, era stata immediatamente attivata, così come era stata attivata un'unità di crisi locale per la Valle di San Lucano, e avevamo cominciato a fornire delle indicazioni di previsione specifiche per quella situazione, in particolare relativamente
all'attenuarsi del vento e successivamente al diradarsi delle nubi basse per consentire il volo di elicotteri e credo anche, se non ricordo male, i Canadair. Da questo però poi, passando i giorni, ci si era accorti a livello di pressione meteorologica che stava arrivando un episodio di maltempo assolutamente severo, che poi è risultato anche sostanzialmente eccezionale. E qui secondo me è stata estremamente coraggiosa e brava, devo dire, anche tutta la macchina dell'allerta della protezione civile a dare credito a quelle che erano delle previsioni che sfioravano il catastrofico. Infatti le prime domande che ci hanno fatto è: ma veramente arriva questa cosa qua? E la risposta è stata, per quello che possiamo dire con 3 giorni di anticipo, 4, sì, arriverà. All'inizio tutti contenti perché arrivava la pioggia che contribuiva allo spegnimento dell'incendio, e poi tutti sempre più preoccupati per le quantità di pioggia che erano previste col passaggio di Vaia. E questo ha consentito l'attivazione del sistema di protezione civile regionale e anche nazionale, perché per quello che sono le mie conoscenze, per quello che ho saputo dopo, mi pare sia stata la prima volta che in Italia è stato utilizzato le nuove norme, il nuovo codice di protezione civile nazionale, allertando in maniera preventiva la struttura di protezione civile nazionale, che era quindi pronta a far fronte a un evento potenzialmente distruttivo, come purtroppo è stato. Da un punto di vista previsionale devo dire che in realtà poi il territorio ha retto in maniera, secondo me, egregia la quantità d'acqua prevista, con un po' di fortuna, perché nel pomeriggio della domenica c'è stata una pausa precipitativa che, se non ci fosse stata, probabilmente il lunedì la situazione anche da un punto di vista idraulico e idrogeologico sarebbe stata anche peggiore. Ma detto questo, diciamo che poi i danni maggiori sono stati quelli del vento. Il vento oggettivamente è stata una cosa molto più difficile da prevedere, non è stato possibile prevederlo nella sua distruttività, però era comunque una cosa annunciata. Ritornando al fatto che ci sono stati per fortuna pochi o quasi assenti morti, e comunque anche da un punto di vista della sicurezza delle persone non è successo quasi niente a Vaia, durante Vaia, devo dire che anche qui bisogna fare, secondo me, un plauso alle istituzioni, perché hanno funzionato a dovere, perché io ricordo che la mattina del lunedì 29 ottobre del 2018, su indicazione della Protezione Civile e in base alle previsioni e ai monitoraggi che stavamo facendo, il prefetto di Belluno ha per esempio disposto la chiusura di tutti gli uffici e di tutte le attività produttive pubbliche e private alle ore 12. Io penso solo a cosa sarebbe potuto succedere lungo l'asse della Gordina, della regionale Gordina, alle 6 di sera al cambio del turno della Luxottica, quando ci sono centinaia di persone che si muovono fra Belluno, Agordo, fra Agordo e le parti alte della Gordina. Credo che sarebbe potuta essere un'ecatombe. E quindi quello che mi sento di dire è che questo coordinamento, nonché anche la capacità anche delle singole persone di prendere decisioni anche pericolose sotto un certo punto di vista, perché pensiamo cosa poteva succedere se poi il lunedì del 29 di ottobre tutto quanto era stato preventivato non fosse passato, o fosse passato in maniera decisamente attenuata. Ci sarebbe stato, credo, un grosso problema per qualcuno per dei procurati allarmi o qualcosa del genere. Quindi capacità organizzative, strumenti tecnici, capacità di coordinamento e coraggio, secondo me, delle singole persone, che poi spesso fanno anche, se vogliamo, un po' la differenza. Quindi l'esperienza che poi io porto, appunto, ripeto, l'ho vissuta in prima persona, perché io sono salito a dare il cambio al turno di previsione del collega la sera della domenica e ho vissuto a livello di previsione e di monitoraggio il passaggio della fase più intensa, cioè il lunedì, col passaggio, con i venti, con le piogge alluvionali del pomeriggio, insomma, è un'esperienza che porto in maniera diretta.
Cosa ci ha lasciato Vaia poi in termini di post-emergenza? Al di là della distruzione del territorio, che credo ormai sia nota a molti, io mi riaggancio un attimo ad alcuni interventi fatti da chi mi ha preceduto. Per esempio, riagganciandomi a un intervento fatto dal dottor Miozzo che richiamava la difficoltà di allertare la popolazione e di far prendere alla popolazione decisioni in tempi molto brevi, direi che questa è una delle sfide per il futuro, perché è vero che Vaia è stato un evento estremamente distruttivo, però è stato un evento, dal mio punto di vista, lo dico da meteorologo, relativamente facile da prevedere. I modelli sono in grado di anticipare perlomeno a grandi linee episodi di questo tipo. Difficilmente un modello prevede 600 mm di acqua in 3 giorni e il giorno dopo li cancella. Ben più difficili da prevedere sono i fenomeni estremi improvvisi come i temporali intensi, e lì la sfida è, da un punto di vista di prevenzione, doppia. È di tipo tecnico, tecnologico, diciamo, o comunque scientifico, perché ancora la modellistica meteorologica non consente previsioni dettagliate di questo tipo di fenomeni con sufficiente anticipo. Anzi, mi viene da dire che non consente proprio la previsione puntuale di questi fenomeni. Al massimo si può arrivare a dire che domani ci sarà un'elevata probabilità di fenomeni intensi di questo tipo qua, ma dire dove e a che ora, quando e che magnitudo avranno è ancora pressoché impossibile basandosi sulla modellistica più evoluta di cui si può disporre. E quindi questa è una sfida, ma è una sfida scientifica a livello globale, a livello planetario, ed è quella su cui si sta concentrando la maggior parte dello sviluppo della modellistica meteorologica. Ma detto questo, come ha detto nel suo discorso, nel suo intervento introduttivo il dottor Miozzo, citando anche uno strumento che, per quanto ne so, è un work in progress, che è il famoso Heat Alert, cioè il sistema di allerta alla popolazione con degli SMS o dei messaggi sul cellulare che ti avvisa che vicino a casa tua sta per succedere qualcosa. Detto questo, cioè, al di là di questi mezzi, poi nel momento in cui, e purtroppo con i cambiamenti climatici, questi fenomeni saranno sempre più frequenti e probabilmente anche sempre più violenti, ma nel momento in cui questi fenomeni si sviluppano nella tempistica di mezz'ora, è veramente difficile, da una parte quasi impossibile prevederli, molto difficile intercettarli in tempo, nel senso di attivare sistemi di monitoraggio tali da poter poi attivare dei sistemi di protezione civile, dei sistemi di avviso, dei sistemi di allerta, tantomeno credo sia facile far fare qualcosa alla popolazione. Quindi questa è sicuramente una sfida futura. Dopodiché torniamo un attimo a Vaia. Vaia ha lasciato, perlomeno in ampie zone della montagna veneta, un territorio più fragile, e questo è evidente. Io mi occupo in particolare da dopo Vaia del rischio valanghivo che si è creato a seguito degli schianti. È un rischio concreto, si sta facendo qualcosa, a questo si aggiungono altre problematiche come per esempio in questo momento il bostrico, che a partire da quei focolai, dai focolai che si sviluppano principalmente nelle aree a schianto, sta distruggendo purtroppo buone fette di bosco. E quindi, ma al di là dello specifico rischio valanghivo, che è quello che mi interessa maggiormente per quelle che sono le mie competenze, comunque stiamo osservando che Vaia ha lasciato, dove è passato, un territorio più fragile. E io mi auguro che Vaia possa servire sul lungo periodo un po' come purtroppo, ma per fortuna sotto un certo punto di vista, può essere stato per l'alluvione del 66. L'alluvione del 66 in termini di magnitudo dell'evento, soprattutto in termini di precipitazione, è del tutto analoga a Vaia, però all'epoca aveva provocato dei danni enormi al territorio e un numero di morti elevatissimo. Il numero di morti elevatissimo era dovuto da una parte a una mancata presenza di un sistema di protezione civile come abbiamo invece per fortuna adesso,
dall'altra perché comunque il territorio non era messo in sicurezza come è stato messo invece in sicurezza a partire dal 66 e la dimostrazione di questo è che buona parte delle opere costruite negli ultimi decenni hanno retto durante Vaia e hanno evitato una catastrofe, direi, maggiore. Quindi io vorrei concludere con un accenno positivo, nel senso che purtroppo siamo in vista, per i cambiamenti climatici, di una estremizzazione del clima e di una maggiore frequenza di questi tipi di fenomeni. Però da una parte l'avanzamento delle tecnologie, io penso solo appunto, come ho detto prima, alla modellistica di previsione, e dall'altra le opere di messa in sicurezza del territorio. In questo caso, nel mio caso specifico, ne sto osservando parecchie su molti siti che stanno per essere messi in sicurezza da un punto di vista valanghivo e in parte idrogeologico, e soprattutto direi che tutto quello che abbiamo sentito stamattina in termini di sinergia fra enti e strutture che si occupano di protezione civile consentirà, ne sono certo, di gestire sempre meglio questo tipo di emergenze. Io avrei concluso. Non sento la fondazione, credo abbia il microfono disattivato. Adesso si sente? Perfettamente, grazie. Grazie, ci ha ricordato molte cose fondamentali. Esiste un sistema di previsione che si è enormemente ingigantito in questi ultimi anni, lo sappiamo tutti i cittadini, con le previsioni ARPA anche per scopi minori, diciamo. Ci ha ricordato anche che la pioggia caduta prima del vento era stata del tutto paragonabile a quella del 4 novembre 1966 in provincia di Belluno. C'erano alcune zone in cui addirittura la quantità di pioggia ha superato quella di quella volta. Quindi evidentemente il contesto era creato. Anche detto che i venti non sono prevedibili. Poco. Facilmente prevedibili o poco. Questo lo vediamo anche al cinema o in televisione quando parlano di cicloni americani che vedono per il qualche volta poi questi si spengono prima o deviano. Quindi non tutto è prevedibile. L'ultima sottolineatura riguarda il fatto che le disgrazie possono accadere da sole, ma qualche volta si accumulano anche. Cioè, oltre a Vaia, oltre alla pandemia, contemporaneamente ci sono alluvioni, trombe d'aria, incendi e quindi agire per la protezione civile di dover agire in varie direzioni contemporaneamente. Questo chiaramente complica non poco le cose, però ci viene ricordato che dopo il 66 e i disastri che mezza Italia ha dovuto subire, il sistema ha reagito nel senso che ci siamo dotati di una serie di sistemi di imbrigliamento e rallentamento delle acque piovane e del deflusso dei fiumi, evidentemente efficiente perché le piogge che hanno preceduto Vaia hanno creato molti meno danni di quelli che avrebbero creato in altri tempi. Quindi cosa si può comunque arrivare a riflettere? Probabilmente siamo sulla strada giusta, non dobbiamo stancare. Spero che di Taibon. Ecco, mi dicono che ha un impegno dopo. Quindi chiederei il comandante del gruppo Carabinieri Forestali Luca Stella di attendere l'intervento. Diamo la parola al sindaco di Taibon,
a Gordino Silvia Tormi, non so se si dice sindaco o sindaca, noi maschi siamo sempre in difficoltà in questi tempi, ce lo dica lei come vuole essere chiamata. So che a noi che abitiamo in altopiano di Asiago, Vaia è stata molto più dirompente nel suo territorio, sindaco. Da noi ha fatto grandi danni al bosco che stiamo ancora subendo e che subiremo ancora per qualche anno, ma in Agordino l'impatto è stato notevole anche su altri aspetti. A lei la parola, grazie. Sì, buongiorno e grazie per l'invito. Chiedo cortesemente se è possibile spegnere il microfono da parte vostra, altrimenti c'è un ritorno forte che non sento più. Perfetto. Grazie. Su sindaco e sindaca non rispondo, nel senso che ho sempre... È un dettaglio, dai, diciamo che è un dettaglio alla fin fine, e quindi per me è lo stesso. Dal punto di vista di quello che Vaia ha fatto in Agordino, effettivamente è stato un evento molto, molto forte, molto intenso, e che ci ha lasciati colpiti per lungo tempo, nel senso che anche adesso stiamo ancora lavorando per Vaia su Vaia ampiamente. E magari nella parte finale del mio intervento spiegherò cosa significa questo negli esiti. Riguarda invece, ecco, l'ultimo intervento che ho seguito, quindi del dottor Marigo, che ringrazio perché assiste sempre il mio comune anche e soprattutto in periodo invernale, e soprattutto a seguito dell'evento Vaia, appunto per la debolezza che è rimasta sul territorio, per dare consulenza tecnica rispetto alle scelte che ovviamente in quanto sindaco devo via via assumere. Mi trovo concorde con lui dal punto di vista della sensazione che ha lasciato Vaia, anche nel momento in cui la stavamo vivendo in realtà, che è una sensazione tutto sommato, per quanto mi riguarda, positiva, proprio perché il sistema, anche a mio avviso, ha funzionato dal punto di vista di tutti i soggetti sovracomunali, soprattutto, che sono intervenuti in supporto a noi, e mi riferisco ovviamente a Vigili del Fuoco, Protezione Civile regionale, ULS, Soccorso Alpino, tutti i vari ARPAV, tutti i vari soggetti che sono veramente intervenuti al nostro fianco, anche a coordinarci, ad indirizzarci. E poi per quello che è stato appunto il sistema di previsione e quindi prevenzione, che ha consentito che non ci siano stati decessi, se non 2 purtroppo, però rispetto all'entità dell'evento comunque diciamo veramente poca cosa rispetto a quello che ci si poteva attendere se il sistema di previsione e quindi poi dell'adozione delle decisioni successive non avesse funzionato adeguatamente. Ricordo che l'incendio in Valle di San Lucano, la Valle di San Lucano è nel territorio del mio comune, per cui effettivamente anche quella situazione, quell'evento si è concluso dal mio punto di vista positivamente, nonostante adesso abbiamo le pale di San Lucano che ci ricordano ogni giorno quanto sono state distrutte e devastate dal punto di vista ambientale e paesaggistico, però la notte, il pomeriggio, la notte dell'incendio, sulla cima di quella montagna c'erano 2 ragazzi che sono riusciti a salvarsi, anche lì un po' per fortuna e un po' per la competenza sia loro che di chi evidentemente li ha seguiti a distanza, e quindi il fatto che la mattina siano stati recuperati illesi, anche questo è stato un bel segnale e ha consentito di proseguire in quelle giornate con una carica diversa che non avremmo avuto se invece ci fosse stato un esito negativo. Per quanto riguarda la
la correlazione tra incendio ed evento calamitoso Vaia. Allora, faccio soltanto una piccola premessa descrittiva del paese che amministro, tanto da poter rappresentare gli elementi concreti con i quali ci siamo trovati ad operare. Taibone è un paese di 1750 abitanti circa, oscilla insomma intorno a questo numero. Abbiamo un territorio di 93 km quadrati, quindi un territorio molto vasto, considerando che però gli abitanti non sono molto sparsi su questo territorio, le frazioni non sono tantissime. L'altitudine oscilla dai 600 agli 850 metri circa delle parti abitate, e quindi il grosso del nostro territorio sono montagne e territorio quindi non abitato. In particolare abbiamo due valli, la Val Corpassa che sale verso il Civetta e la Val di San Lucano, la Val di San Lucano che è stata citata per l'incendio e poi ovviamente anche per la forza dirompente che ha avuto Vaia con i suoi venti. In fondo alla Valle di San Lucano c'è un piccolo abitato, Col di Pra, di all'incirca una ventina di residenti. Tra l'altro negli ultimi anni c'è stato un ritorno proprio di famiglie giovani con nuove nascite, bambini, quindi un contesto comunque abitato e che necessariamente deve essere custodito e tutelato. Sto lavorando, Santiago, scusate, mio figlio. E di conseguenza cos'è accaduto? Che durante l'incendio è scoppiato il mercoledì pomeriggio, ci siamo ritrovati a dover decidere se evacuare o meno. L'indomani abbiamo iniziato a valutare questa opportunità perché non ritenevamo ci fosse un rischio effettivo di fiamme sull'abitato. C'era però un problema di visibilità, nel senso che la Valle di San Lucano è una valle chiusa, i fumi avevano ormai coinvolto tutta l'area e pertanto non c'era più la visibilità e la possibilità di comprendere come fosse la respirabilità dell'area, per esempio, e anche come l'evento procedesse in quel contesto. Per cui, d'accordo con la Protezione Civile regionale, con la prefettura, visto che ogni sera comunque in comune si teneva l'unità di crisi, abbiamo ragionato di evacuare. Non è stato facile, è difficilissimo evacuare le persone dalle proprie abitazioni, è davvero un passaggio delicatissimo. I sindaci che come me si sono trovati in questa situazione sanno quanto è penoso e difficile davvero arrivare a motivare, a convincere l'abbandono della propria abitazione, che è abbandonare il proprio luogo di sicurezza, la propria vita, no? Tutto quello che una persona ha raccolto e custodito nella propria vita e che dà sicurezza è difficilissimo da lasciare. Siamo riusciti a farlo. E tutto sommato per l'incendio il sabato ci siamo resi conto che le persone avrebbero potuto rientrare perché la qualità dell'aria, ci diceva ARPAV, stava via via migliorando e dunque non era così più negativa rispetto a quella che era in centro abitato di Taibone. Ovviamente avevamo un incendio sopra le nostre teste, per cui è chiaro che la qualità dell'aria non era il massimo neanche nel centro di Taibone. Abbiamo comunque deciso di mantenere evacuato l'abitato di Col di Pra in vista dell'evento Vaia, che appunto proprio nella mia sala consigliare ci veniva giorno dopo giorno sempre più minuziosamente descritto e anche con maggior livello di certezza dai tecnici ARPAV. E abbiamo quindi deciso di mantenerlo evacuato perché così durante l'evento Vaia saremmo riusciti a controllare il territorio meglio avendo una porzione minore di territorio da controllare, perché Col di Pra si trova a 7 km dal centro del paese. Questa scelta, come quella descritta prima dal dottor Marigo di chiudere tutte le attività produttive pubbliche e private il lunedì mattina, impedendo quindi che ci fossero persone lungo le strade in movimento, è stata vincente anche quella di Col di Pra, perché effettivamente il lunedì pomeriggio, quindi il giorno poi clou di Vaia,
alle ore 17, tra le ore 17 e 18, il mio gruppo, avevamo ovviamente il COC aperto dall'incendio da giovedì, il mio gruppo ha dovuto decidere l'evacuazione di un'altra 50ina di persone all'incirca verso l'ingresso della Valle di San Lucano, però in prossimità dell'abitato. E dunque in quel momento, ora sono stati momenti molto concitati, quindi non ho più ricordo chiaro di quanto sia durata quell'evacuazione, però certamente mentre abbiamo evacuato quelle 50 persone, oltretutto c'erano anche dei disabili, dei cittadini disabili, quindi abbiamo dovuto attivare anche modalità, insomma, di trasporto di persone che non erano in grado di muoversi autonomamente, eccetera. Non avremmo avuto il tempo per evacuare la frazione di Col di Pra in quel momento, se non fosse già stata evacuata. E dunque, con il senno di poi, sappiamo che se tutti a Col di Pra fossero rimasti nelle loro abitazioni non sarebbe successo nulla, perché le abitazioni sono rimaste tutte in qualche modo non toccate dall'evento, tranne una, non in modo però, insomma, probabilmente di pericolo per persone che eventualmente si fossero trovate all'interno. Certo è che se colte dallo spavento le persone si fossero messe in movimento sarebbe stata una catastrofe. Per cui posso dire e testimoniare anch'io che il sistema di prevenzione e di previsione ha sicuramente aiutato a proteggere le persone, e quindi anche la fine di Vaia poi, nonostante all'indomani ci siamo trovati con un ambiente totalmente trasformato, però la sensazione di contarci, di ritrovarci tutti e di trovarci anche sani e salvi è stata sicuramente di soddisfazione per chi si è trovato a governare una situazione, un evento di quella portata. Dall'altro lato, nella descrizione del mio comune, faccio presente che noi abbiamo 8 dipendenti, quindi abbiamo 2 persone in ufficio tecnico, una persona in ufficio ragioneria, 2 persone in anagrafe, 2 operai e un agente di polizia locale. Quindi immaginate cosa significa gestire un'emergenza o 2 emergenze di questa portata con questo assetto organico. Difficilissimo perché comunque si è già al limite numerico per quanto riguarda la gestione ordinaria. Lo straordinario ha sicuramente affaticato una macchina amministrativa che già lavora al limite delle sue forze, delle sue possibilità. E questo ovviamente, oltre che nell'emergenza, perché siamo stati all'incirca un mese poi con il COC aperto, proprio perché la Valle di San Lucano continuava a restare chiusa, abbiamo avuto le persone evacuate per all'incirca un mese, fin tanto che non si è messa in sicurezza la viabilità e non si è sistemato tutto il paese, che aveva comunque avuto colate detritiche e danni, interruzione di ponti e via dicendo. È chiaro che questa macchina amministrativa è stata sicuramente messa a dura prova. Abbiamo avuto tanto supporto nell'immediatezza anche ricordo la collaborazione con la Protezione Civile Comunale di Monza, per esempio, che ci hanno mandato personale a supporto in comune, e poi anche durante l'emergenza Vaia tanti volontari esterni dall'Abruzzo, dall'Emilia Romagna, da tante parti d'Italia, perché in quella settimana, soprattutto successiva a Vaia, ricordo, siamo stati 5 giorni senza corrente elettrica in quasi tutto il paese e senza le comunicazioni, come qualcuno citava poco fa. Fortunatamente in Agordino era attiva ed è attiva l'associazione Radio Club Cime Bianche, che ha consentito la comunicazione fin da subito in tutta l'area agordina, ma anche con il CCS e anche con i vari COM, perché c'erano 3 COM in provincia di Belluno. Che dire? Dal punto di vista del volontariato comunale, noi in quel momento non avevamo un gruppo di protezione civile nostro, avevamo un gruppo sovracomunale dentro al gruppo ANA, al gruppo degli alpini, e di conseguenza non eravamo ben organizzati da questo punto di vista, perché oltretutto i comuni erano
divisi fra di loro anche fisicamente. Io la notte di Vaia avevo chiesto per esempio delle brande per poter far dormire in palestra le 50 persone che avevo evacuato nell'immediatezza, e le brandine non mi sono mai arrivate perché la viabilità era interrotta, per cui come dicevo, non avevamo un gruppo all'interno del paese direttamente in grado di intervenire. Tanti si sono sicuramente mossi come a livello di cittadinanza, ma questo non è consigliabile ovviamente se non c'è una formazione a monte, una preparazione e una capacità di stare in un sistema coordinato e gerarchico come quello descritto da chi mi ha preceduto, altrimenti si crea il caos all'interno dell'emergenza. Di conseguenza l'invito a chiudere. Sì, allora l'unica cosa che ci tenevo a dire è che con le risorse che ci sono state donate nell'anno del post-emergenza abbiamo dato vita al progetto di costituzione di un gruppo di protezione civile locale, che quindi siamo addirittura d'arrivo, hanno già fatto tutti i corsi di formazione, li abbiamo fatti anche noi amministratori, per cui abbiamo, ecco, da cosa nasce cosa, e Vaia ci ha portato comunque questa ricchezza che è una maggior consapevolezza, l'aggiornamento del piano di protezione civile che presenteremo in autunno assieme al nostro nuovo gruppo di protezione civile, e l'ultima cosa che ci tengo tanto a dire è quella della difficoltà e della stanchezza appunto di un sistema come un comune così piccolo, perché ovviamente comuni più grandi hanno poi risorse maggiori e diverse. Noi abbiamo ricevuto tantissime risorse economiche, ringrazio tutti coloro che hanno capito le difficoltà, il dramma, la distruzione che c'è stata nel nostro territorio. Certo è che è grande la fatica amministrativa degli uffici, della gestione di tutto questo. Siamo stati aiutati anche in questo, però probabilmente in futuro questo è un punto su cui bisogna lavorare, bisogna aiutare gli enti piccoli ad essere più forti o più supportati in questo, perché il rischio è di vanificare l'aiuto, proprio perché appunto 8 dipendenti, immaginate solo milioni di euro da rendicontare quando in ufficio tecnico magari hai una persona e mezza, è veramente difficile, ciò nonostante ce l'abbiamo fatta, finora ce la stiamo facendo grazie al supporto veramente di tutta la rete, che è eccezionale, competente e anche molto flessibile nel comprendere le nostre difficoltà. Grazie. Grazie signor Sindaco, grazie per il lavoro che fa, che è una specie di volontariato anche quello, perché sappiamo che i sindaci vengono pagati con una cifra simbolica e devono affrontare delle fatiche enormi e delle situazioni di grande complessità. San Lucano, io l'ho sentita, conosco la valle di San Lucano e anche sono riuscito ad arrivare in cima a qualche montagna lì intorno, però so che c'è una foresta che invece non sono riuscito a conoscere prima della disgrazia, che è di proprietà della Regione Veneto, è estremamente affascinante, di grande complessità e con alberi antichissimi, che ha subito dei fortissimi danni. Sì, ed è stato anche capire quanti, perché era difficile arrivare. Sì, è Malgonera, infatti attualmente Veneto Agricoltura ha un progetto di sistemazione di una strada silvopastorale per raggiungere questa foresta, anche perché vogliono appunto costruire una foresta sperimentale divisa in 4 aree per valutare come intervenire su una foresta distrutta da un evento come quello di Vaia e come i diversi tipi di intervento danno i loro effetti sulla foresta stessa, per cui c'è un progetto insomma su quest'area molto interessante. Grazie. Bene, è evidente che prima vanno privilegiati gli ambiti abitati dalle persone, poi ai boschi si arriverà magari in seconda battuta, però per dire come il vento si sia comportato come un vero fluido, cioè nelle valli chiuse ha accelerato la sua velocità provocando danni ancora più forti che altrove. Adesso passo la parola, ringrazio per la sua pazienza, il comandante del gruppo Carabinieri Forestali di Vicenza, Luca Stella.
che ci parlerà, speriamo ci consoli sul permanere del ruolo dell'ex corpo forestale anche nell'Arma. Buongiorno a tutti, sono io ovviamente a ringraziare chi mi ha invitato questa mattina nel cercare di dare un contributo e di cercare di enucleare quelli che sono i compiti dell'Arma dei Carabinieri in situazioni come quelli di protezione civile. Parto già fin da subito dal fatto che sono particolarmente orgoglioso ad essere presente questa mattina e tentare di dare un contributo personale. Perché? L'orgoglio deriva dal fatto io sono stato personalmente impegnato, ricordo con grande affetto la partecipazione al terremoto di Amatrice del centro Italia, e ho potuto vedere direttamente quello che è l'impegno in quel caso della protezione civile. Lo vedo tutti i giorni, anche e soprattutto durante il periodo invernale, ma direi oramai anche a 360 gradi in tutto il resto dell'anno, del soccorso alpino. Non dimentichiamo mai, e io in questo contesto ovviamente rappresento le istituzioni, quindi ho un osservatorio privilegiato, mi trovo in una situazione di privilegio dal punto di vista dell'osservazione, che sono dei volontari. Sono dei volontari che spesso e volentieri sacrificano il proprio tempo, il proprio tempo libero, e si impegnano in prima persona nell'affrontare queste tematiche con un livello di eccellenza, di professionalità e di preparazione che sono veramente, veramente esemplari. Quando il professor Agostini mi ha invitato come spunto a partecipare a questo convegno, ovviamente gli ho confermando la presenza, ho detto a lui che ora come Arma dei Carabinieri, prima come Corpo Forestale dello Stato, noi storicamente abbiamo nel nostro DNA la vicinanza alle persone di montagna e alle persone di quelle delle zone rurali. Il Corpo Forestale dello Stato nasce come amministrazione prossima alle località di montagna e alle località delle zone rurali, e mi piace ricordare come figura, evocare come figura quella del forestale. Io credo sicuramente di compiacere in questo il Presidente, del forestale che scendeva dal bosco con lo zaino, che prima ancora di svolgere una funzione di polizia svolgeva una funzione di vicinanza e di aiuto anche alle imprese forestali che erano impegnate nelle attività di esbosco. Ora, questo patrimonio che abbiamo, questa presenza nel bosco, che noi rivendichiamo come Arma dei Carabinieri adesso e come Carabinieri Forestali, è condensata anche in quello che viene conosciuto come Codice della Protezione Civile, quel famoso decreto legislativo numero 1 del 2018, che poi viene ripreso da un protocollo d'intesa firmato dal comandante generale e dall'allora capo Dipartimento della Protezione Civile, dottor Borrelli, nel quale vengono enucleati i compiti che storicamente sono dei Carabinieri Forestali nel sistema di protezione civile. E i compiti sono fondamentalmente tre: sono sostanzialmente quelli di monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e in questo ci colleghiamo benissimo con il tema Vaia, quello del Meteomont e quello degli incendi boschivi, limitatamente non tanto alla parte della lotta attiva agli incendi boschivi, quanto piuttosto alla perimetrazione in collaborazione con gli enti locali delle aree percorse dal fuoco e come attività di polizia giudiziaria dopo l'operazione di spegnimento. Ora, il monitoraggio del controllo del territorio, noi l'abbiamo effettuato già nell'immediatezza in collaborazione con gli enti locali. Ricordava benissimo il consigliere Mastandrea del fatto che ad un certo punto immediatamente le arterie
le vie di comunicazione sono state chiuse, la strada provinciale 349 è stata chiusa per qualche giorno, ma il nostro compito è stato quello anche di vigilare sugli accessi secondari, sulla viabilità secondaria. Perché? Perché già il giorno successivo e 2 giorni dopo moltissimi curiosi impedivano ai mezzi di soccorso, la protezione civile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino di raggiungere le aree che erano state colpite. Oltre all'attività di vigilanza, la nostra è stata un'attività che si è declinata, si è sviluppata poi successivamente nel supporto alle amministrazioni locali. E in questo senso ricordo benissimo la richiesta di tra virgolette, di aiuto da parte degli amministratori locali, perché diceva bene il sindaco di Belluno, della provincia di Belluno, sono venuti a mancare anche delle risorse negli anni alle amministrazioni locali, e spesso i sindaci si trovano nella necessità di dare magari priorità di investimento ad altre cose piuttosto che alla tutela del patrimonio boschivo e forestale. Ed invece Vaia ci ha dimostrato ancora una volta che l'attenzione, seppure sia questo stato un fenomeno ineludibile probabilmente, il dottor Marigo ci ha spiegato la difficoltà di prevenire fenomeni come questi, ma non dimentico, per allargare il discorso, che fenomeni come invece quello evocato dal dottor Miozzo, quello degli incendi boschivi, è verosimilmente un fenomeno che, seppure nel 95% dei casi, pura statistica, è riconducibile ad attività dell'uomo, soprattutto dolose, volontarie, il fatto della pulizia del bosco, il fatto della cosiddetta cura delle famose, quelle che vengono volgarmente chiamate tagliafuoco, la cura del bosco e della foresta sono strategiche, sono fondamentali. Non possiamo negare, io fortunatamente questo osservatorio, che per le cose che ho detto prima questo forse negli ultimi anni era venuto a mancare, seppure nell'ineludabilità del fenomeno in sé Vaia. Ora, un altro ambito nel quale noi siamo chiamati ad operare, e qui vi è sicuramente la collaborazione strategica fondamentale del soccorso alpino, è l'attività Meteomont. Il dottor Marigo parlava di ARPAV, diciamo che c'è un partenariato tra l'allora Corpo Forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri, ARPAV e per la parte di competenza anche l'Aeronautica Militare, al fine di monitorare i versanti valanghivi che sono interessati dall'aspetto delle valanghe. Monitoraggio cosa si intende? Che noi quotidianamente, con i nostri militari, nel periodo invernale, indicativamente da dicembre ad aprile, andiamo a monitorare, a misurare la dimensione, la quantità del manto nevoso, sia da un punto di vista statico, quindi in quelle colonnine che sono statiche, che sono ovviamente delimitate, che noi volgarmente chiamiamo campetti, sia soprattutto da un punto di vista dinamico, con personale altamente qualificato e specializzati. Si tratta fondamentalmente di sci alpinisti militari, che sono sottoposti a dei corsi di formazione particolarmente severi e specializzanti, dove riusciamo ad analizzare il manto nevoso e soprattutto a stabilire se in quella zona, l'arco alpino è suddiviso ovviamente in settori per praticità, se in quella zona c'è un rischio immediato o anche non di valanghe. Non dimentichiamo che ormai i fruitori della montagna, e non quindi i più specializzati, sci alpinisti, ormai statisticamente parlando parliamo di 3 o 4 milioni di persone. Questo mi dà lo spunto per dire che cosa? Mi dà lo spunto per dire che ovviamente l'attività di prevenzione, anche questo è fare prevenzione, insieme alla formazione nelle scuole. Io qui presente, lo saluto con molto piacere, un esponente della protezione Chiarello della protezione civile di Montecchio Maggiore, con cui da anni, già fin dal Corpo Forestale dello Stato, sussisteva questa collaborazione. Lui è particolarmente sensibile, noi lo avvalliamo, lo spalleggiamo da questo punto di vista. La formazione nelle scuole è fondamentale. Non è ancora sufficiente, non è ancora sufficiente la formazione nelle scuole, perché io credo che lo sa benissimo
Walter Milan, nel momento in cui noi facciamo formazione nelle scuole, ma poi vediamo che i fruitori della montagna vanno a fare le escursioni in zone anche a rischio, quindi dipendenza con le scarpe da ginnastica, ebbene quella è un problema di tipo culturale più che di tipo di formazione o di prevenzione. Quindi bisognerà sicuramente lavorare su quello, lavorare ovviamente sul fatto che gli enti impegnati debbono ancora una volta essere, destinare gli investimenti tempo nell'attività di simulazione del fenomeno del rischio, simulazione anche da un punto di vista proprio di stress, vorrei dire emotivo, dei partecipanti alla simulazione, affinché non si, e questo so che il soccorso alpino e anche la protezione civile hanno dei protocolli che in questo senso sono di grosso aiuto. L'ultimo passaggio che io di cui vi faccio cenno e che è un ulteriore funzione che ci tiene impegnato già ne accennavo prima, è il fenomeno degli incendi boschivi. Ebbene, noi siamo particolarmente fortunati da un certo punto di vista del fenomeno incendio al nord. Perché? Perché sia il nord più in generale, soprattutto il nord-est è statisticamente la regione, la macro regione d'Italia meno interessata dagli incendi boschivi. Questo viene favorito soprattutto non perché, per altri motivi, se non dal fatto che è una zona particolarmente in cui le precipitazioni piovose sono particolarmente frequenti e semmai si assiste ad una sorta di inversione del fenomeno che non è di tipo estivo ma è di tipo primaverile invernale. Questo è dovuto ovviamente alle gelate che provocano la vegetazione ad essere particolarmente secca, gli inverni molto siccitosi, e quindi questo ovviamente favorisce soprattutto nel periodo invernale gli incendi boschivo. Veramente vi accingo a concludere dicendo che non si può sicuramente prescindere dall'intervento umano, non si può prescindere dalla conoscenza del territorio, che diventa strategica, diventa fondamentale. Noi come Carabinieri Forestali in questo senso curiamo ovviamente, Vaio paradossalmente ci ha richiamati a occuparci nuovamente ed ad andare a consumare gli scarponi nel bosco, perché inizialmente da un corpo tecnico ci siamo poi specializzati, ma non è ovviamente il tema, non è questo il contesto. Gli strumenti informatici sono comunque fondamentali, sono importanti, perché basti pensare che negli ultimi 3 anni anche l'ausilio dei satelliti, per esempio, nell'ambito degli incendi boschivi, ci ha consentito di individuare con maggiore precisione le aree percorse dal fuoco, soprattutto nelle aree maggiormente disagevoli, che sono di difficile accessibilità e che possono addirittura comportare un rischio per l'operatore nella misurazione ed anche ai fini di attività investigativa, perché i satelliti consentono andando a ritroso, di individuare con maggiore precisione quella che è l'area di 10 metri quadrati nelle quali è stato appiccato l'incendio. Chiaro, poi, l'ho detto, il fattore umano è fondamentale, perché la raccolta e la repertazione delle tracce che sono lasciate, e il fuoco lascia sempre delle tracce, perché andando a ritroso il fuoco lascia delle tracce, e deve essere la capacità investigativa di ciascuno, ai fini di individuare il colpevole laddove vi sia. Benissimo. Grazie. Ringrazio il comandante Stella, che ci ha ricordato una cosa assolutamente preziosa. Ci sono delle domande da parte degli utenti qui sulla destra. Sì. Magari finiamo con... abbiamo 2 interventi adesso. Sì. Ci ha ricordato che ci ha parlato delle indagini che seguono gli incendi. Sembrerebbe essere andato fuori tema. Non è così. Noi, proprio in provincia di Vicenza, abbiamo dimostrato che individuare il responsabile di un incendio ha di fatto cancellato gli incendi successivi. Cioè, noi avevamo una statistica che diceva che in provincia di Vicenza c'erano 70-75 incendi all'anno di varie dimensioni che riguardavano il bosco nella nostra provincia.
Dopo l'arresto di 2 incendiari quell'anno, gli incendi sono passati da 70 a 1-2. Quindi di fatto l'attività di polizia, l'attività di indagine in questo settore, ma anche in molti altri naturalmente, serve da prevenzione, quindi è perfettamente in tema. Ecco, quindi su questo lavoro non bisogna certo demordere. Ancora un intervento, poi ci sono delle domande dal pubblico. Sì, 2 interventi. Mario Gaio, che rappresenta i servizi forestali della provincia più forestale del Veneto, la provincia di Belluno, e che ci porta la sua testimonianza. Sì, buongiorno. Mi occupo soprattutto di difesa idrogeologica all'interno dei servizi forestali, con un'azione che abbraccia tutto il Veneto, ma naturalmente siamo in connessione, noi per la competenza, io per la competenza della provincia di Belluno, ma in stretta connessione e coordinamento con gli uffici di Vicenza, di Treviso, di Verona, e quindi a coprire tutto il Veneto. Ho fatto parte anche, visto che può interessare l'argomento, per 15 anni ho lavorato con il servizio di protezione civile e difesa del suolo della provincia di Belluno, e quindi ho assistito all'affinamento di queste procedure di gestione di emergenza e poi post emergenza, anche con interventi infrastrutturali in tempo, diciamo, di pace dopo le varie emergenze che sono succedute in questi anni, e affinamento che ha portato di fatto a poter gestire anche Vaia con una competenza, una conoscenza del territorio e soprattutto con una connessione con i vari attori del territorio, che ha portato a, come si dice anche nei interventi precedenti, effettivamente a limitare i danni che probabilmente potrebbero essere stati molto molto più pesanti 20 anni prima. Questa progressione che ha trovato prima in l'istituzione di un servizio di reperibilità H24 della protezione civile, con le connessioni con i vari gruppi e con sul territorio e con comuni ed altri enti e strutture che hanno la gestione dei principali servizi pubblici, delle infrastrutture pubbliche, di una localizzazione e poi dell'istituzione, dell'apertura in momento di emergenza di una sala operativa che ormai viene, quando aperta, diciamo, popolata oltre che degli enti, dei rappresentanti degli enti comuni, provincia, unioni montane, anche dai gestori di strade principali, Veneto Strade, ANAS, tecnici che si occupano delle telecomunicazioni, perché è estremamente importante. Abbiamo visto nei vari eventi cosa può comportare la limitazione o l'oscuramento ormai della rete e dei telefoni cellulari. Quando non funzionano è un disastro, e nelle varie alluvioni o comunque emergenze che sono succedute in questi anni, siamo arrivati a gestire Vaia con, diciamo così, con una conoscenza del territorio, scusate, dall'inizio, ecco, che per fortuna, come dicevo, ci ha fatto limitare i danni. Per dire di come, si vede, di come ci siamo trovati a vivere, o come si può essere avuto in una breve cronaca di quello che abbiamo vissuto in quei 2 giorni principali di quell'emergenza. Già la domenica del 28 ottobre 2018, già di prima mattina si preannunciava una situazione estremamente difficile. Qui siamo per esempio non è ancora Vaia, non era assolutamente percepibile che fossimo nell'epicentro, e non lo eravamo assolutamente del problema Vaia, ma è chiaro che a ogni operatore che si trova a gestire l'emergenza, per lui, per chi è lì, quello è l'epicentro. Quindi abbiamo assistito poi nel tempo a un'evoluzione, uno spostamento del cosiddetto epicentro in zone diverse a seconda che gli
gli eventi avversi fossero in prevalenza piovosità, in prevalenza vento, o addirittura la combinazione di questi, o addirittura, come diceva il sindaco Tormen, anche l'aggiunta delle ripercussioni dell'incendio appena domato, per esempio per quanto riguarda Taibon, dove tra l'altro abbiamo la direzione lavori di interventi strutturali adesso. Qui mancavano 36 ore all'apice dell'evento e già si preannunciava, siamo a monte di Cortina, e quindi la sezione idraulica di quel ponte sul torrente Bigontina non avesse avuto tenuta, sarebbe stato un disastro per tutta la cittadina sotto. E poi anche il pericolo, naturalmente, vedete che ai bordi del ponte chiaramente si ha un pericolo anche per i soli presenti, quindi sono state estremamente lungimiranti quelle o meglio l'aver saputo decidere di dare una alert rossa per ha una conseguenze molto più pesanti. Qui avevamo, perché siamo accorsi qui, io e il dirigente dottor Somavilla Giammarini, e ogni volta si viene da un precedente evento, qui per esempio un anno prima avevamo avuto vittima, c'era stata una vittima in occasione di una colata detritica di questo torrente, che in fondo non ha un grande bacino, non ha grande significato storico in quanto pericolosità. Anche qui gioca il suo ruolo, un cambiamento climatico ormai lo riteniamo anche tale, anche se gli studi dovranno poi approfondirlo ancora in futuro, ma nella Valle del Boite, soprattutto di Cortina, quindi Vito e di Cadore, ma anche nella Valle dei grandi ghiaioni maceriti alpini dei gruppi dolomitici, molto più facilmente in debris flow, cioè in colata detritica, in saturazione, e con eventi, non dico estremi, perché si assiste a questi fenomeni quasi annualmente, con eventi comunque pesanti di piovosità intensa e perdurante oltre la mezz'ora, si hanno queste forti collassamenti di materiale, e quindi le sezioni liquide dei torrenti. Noi abbiamo come competenza l'idrografia minore, ma estremamente molto più sviluppata in lunghezza dell'idrografia maggiore, che ha chiaramente altri problemi, ed è in gestione il genio civile. Anche il genio civile, naturalmente, non l'ho citato prima, ma in questo affinamento dell'emergenza è sempre un rapporto continuo con i vari vigili del fuoco. CNAS è stato estremamente proficuo, cioè si è sviluppata per fortuna un rapporto diretto pre e post emergenza, e durante l'emergenza soprattutto, che ti consente di dialogare, soprattutto quando le competenze, il confine delle competenze non sono così chiari, insomma, chi va, cos'è, chi non lo sa, e ormai effettivamente si viene a sapere che i punti critici, i punti deboli, i punti dove più facilmente il rischio idraulico, il rischio anche incendio sarà lì che potrà colpirti con maggior probabilità. Ecco, questa diffusione di conoscenze sono estremamente importanti, proprio per poter decidere in maniera lucida, in maniera veloce, di prendere delle decisioni. La diapositiva precedente vedete che in poche ore si è passato a un quasi ingovernabile situazione, eppure questo non è stato né il punto, le località, la valle di maggiore piovosità, di maggiore intensità, e nemmeno come quantità di pioggia nei 2 giorni di Vaia, eppure ecco come si presentava allarmante. Avevamo a un certo punto una cosa come più di 23-24 mezzi all'opera contemporaneamente. Questa era ancora prima dell'apice della Vaia, che è stato il lunedì verso le 6, le 7 di sera, dove si è aggiunto anche l'episodio di vento più intenso, che per fortuna qui non si è verificato. Questo vuol dire attivare delle sommergenze. Per fortuna Cortina, come vedete, abbonda di per sé di mezzi
operatori non è semplice, forse è stato un'altra località meno interessata da opere pubbliche e private, non sarebbe stato semplice trovare nemmeno queste situazioni. Ecco. È stato naturalmente un costo, è stata un'attività frenetica e per fortuna diciamo in questo caso non si hanno avuti grossi danni al paese sottostante. Diciamo così che poi man mano che passavano le ore si sentiva, finché non sono taciute nemmeno le comunicazioni, si sentiva che l'epicentro in realtà i problemi erano soprattutto nella parte un po' più bassa sia della provincia che il resto del territorio regionale. Si aggiungeva una forte componente del problema del vento che da quanto posso curare anche ora che salgo e scendo i tornanti di vari passi velumidici ha avuto un comportamento del tutto, mi aggiungo, irrazionale direi, perché un luogo in cui dai forestali si è abituati a dire vedo i larici con le fibre ritorte, qui il vento mi dice che non sarebbe il caso di costruire, per dire, ecco, non è stato così. Le valli chiuse hanno forse aumentato, come si sente dire, un gradiente anche di pressione barometrico, per cui è stato più devastante in luoghi che magari consideriamo più riparati. Questo quindi qui c'è stata un'azione preventiva, di gestione diciamo attiva durante l'emergenza. È stato fondamentale che se qua non si vedono scavatori, ma è stato fondamentale la protezione civile, in quanto la gestione anche di mezzi diciamo di conforto stesso, insomma, perché sì, il momento qua che si è dipanata la nebbia sembra che insomma ci si possa stare all'aperto, in realtà era estremamente pesante anche il solo soccorrere uno scavatore che era finito andando in retro o trascinato dalle acque, ancora non si sa, caduto da una soglia, da una briglia, salvato l'operatore con una certa freddezza e fortuna, ma le situazioni devono avere gestione con personale, con anche mente, con lucidità, insomma, decisioni gravi da prendere simultaneamente, perché ne va dell'incolumità pubblica. Ecco, in quello che si vede accanto alla chiesetta di Alverà, la protezione civile locale aveva allestito diciamo una situazione almeno di generi di prima necessità, di caldo, perché le persone coinvolte nei soccorsi, nel tenere l'ordine anche a tutta questa situazione molto pesante, era estremamente grave. Poi quando parlo di lucidità è chiaro che qui si entrava anche quasi per accendere la candela, insomma. Chi poi, come qualche soccorritore, ha sentito che il suo tetto a Feltre nella serata finale del 29 era volato via e i familiari non si trovavano o comunque non si avevano più notizie, è chiaro che c'è anche una componente emozionale che quindi va gestita. E quindi ecco per quello che dico che la protezione civile, per fortuna c'è stata un'interconnessione di operatività che è stata nelle cose fondamentali, nelle situazioni operative come anche nelle situazioni diciamo di gestione umana meno visibili, estremamente importanti. Nei giorni seguenti la ricognizione fatta anche per merito dei vari colleghi che ci hanno aiutato dal resto del Veneto, perché anche qui vorrei, sì, in effetti la problematica della scarsità di personale o del personale vicino alla pensione che purtroppo magari andandosene in pensione fa perdere la struttura, questa memoria storica di tutti questi punti cruciali è allarmante anche questo. Chiaramente si opera con delle unità, non con delle decine o centinaia di colleghi che si possono aggiungere. Qui è stata fondamentale l'azione anche di altri colleghi di province non toccate per monitorare di gran fretta, veramente di gran fretta, le località che erano le valli più interne. Qui siamo in una frazione del Zoldana, dove tra l'altro ecco, qui abbiamo avuto in questa valle la maggior piovosità come quantità, abbiamo superato i 700 millimetri. Non si sono avuti, diciamo, per conformazione, per
i danni che sono avuti in altre zone come l'Agordino, però vedete il rischio quando va gestito non si sa se sarà l'apice o se sarà quale tipo di rischio o quale effetto può produrre. Vivi le situazioni in diretta e chiaramente speri, anche nel momento in cui si interrompono le comunicazioni, che nelle altre vallate, nelle altre situazioni le cose vadano meglio, oppure arrivino i colleghi o arrivino altri operatori a trovare una situazione e risolvere altre situazioni simili o peggiori. Qui si è avuto il passaggio all'interno del centro abitato di un torrente che non ha anche questo grande bacino e non dava grossi problemi, come era la situazione qualche giorno dopo vista dal basso del torrente, e naturalmente i problemi dati a rete idrica, a rete di fognaria, quant'altro, a tutte le reti, e poi il superamento d'emergenza, le lavorazioni in sommergenza ai sensi qui si agisce proprio in incolumità pubblica con lavori che vengono gestiti, sono articolo 163 e 163 del codice degli appalti, li chiamiamo noi, le sommergenze. Pian piano però si arriva a una programmazione e una progettazione che naturalmente col perdurare degli anni da una parte c'è un affinamento, da una parte vuol dire togliere un po' di respiro alle altre attività che ha come competenza il servizio forestale, cioè la silvicoltura vera e propria, il vincolo idrogeologico, cioè il prestare servizio e il dover occuparsi di emergenze pian piano può anche sfiancare, insomma, altre gestioni che abbiamo dovuto sopportare in sommergenza per poi definire interventi più resilienti, così come va di moda chiamarli, sono state i piccoli bacini che nell'arrivare da monte verso l'abitato hanno prodotto delle ostruzioni, le vie di comunicazioni con tombinature, vado alla prossima, come vedete qui a sinistra, che si risolvevano in sezioni di meno di 1 metro quadrato, quella quantità di trasporto solido che fa diciamo così impazzire ormai gli idrologi, in quanto non possono più fare i conti soltanto con l'acqua, ma ciò che l'acqua trasporta, e soprattutto anche nel 2019 e anche nel 2020 abbiamo dovuto fare i conti col trasporto solido, perché è come fosse un po' arato il territorio, cioè molto più erodibile, è stata Vaia in qualche maniera, sperimentiamo che ha avuto una destabilizzazione e un aumento dell'erodibilità dei territori, quindi ecco che bisogna in riparo anche qui vedete delle vele, delle situazioni emergenziali che dicono, poi naturalmente queste vanno ai sindaci come suggerimento di dire aggiorna il tuo piano di protezione civile, perché noi ti mettiamo sì un qualcosa, una vela, una briglia, qualcosa che ti permette di gestire per un'ora, per mezz'ora, a seconda della magnitudo l'evento, ma poi sappi che questo è un punto in cui dovrai, in caso disgraziato, arrivarci con un escavatore a liberare nel giro di mezz'ora di un tot di tempo. Quindi questi interventi anche qui a Cordelli di Zoldo che dicono ci dobbiamo raffrontare con infrastrutture che non hanno più la possibilità di resistere agli eventi che si possono registrare. Quindi niente, mi dicono di stringere, quindi vado alla fine. Se volete fare cioè non è per, guardate le prime colonne, insomma il numero di interventi a cui siamo ricorsi, le sommergenze che sono gli interventi en passant, velocemente, senza un progetto che si è dovuto mettere in atto per arginare i fenomeni, per svuotare quelle briglie che proteggono i paesi, che per fortuna sono resistite a monti di Cenceniga, di nodi idraulici vari e per altri motivi, e poi man mano aumentano i progetti perché si mettono sul territorio. Adesso siamo al triennio di azione di intervento con l'ordinanza di protezione civile 500, che già ce ne sono poi aggiunte altre, perché gli eventi 2019-2020 sono stati altri eventi che hanno prodotto altre ordinanze di protezione civile che danno dei finanziamenti per arrivare
a mettere in campo appunto delle opere che possano mitigare il rischio, ridurlo, e quindi, se mi dite di chiudere, questo è il bilancio di quello che abbiamo svolto. Ecco, grazie. Ringrazio Mario Gaio per averci ricordato che questa fragilità particolarmente evidente in provincia di Belluno è in aumento, cioè i grandi eventi come Vaia hanno creato una crisi che si riverbera anche molto dopo. Noi la vediamo nei nostri boschi nel Vicentino, nel Bellunese la vedono anche proprio nella tenuta del territorio. Sappiamo già che la Valle del Cordevole ha le sue sponde, specie quella a sinistra che porta giù un sacco di materiale. Questi eventi rendono questa fragilità superiore e quindi la manutenzione, di cui si è parlato anche stamattina, è obbligatoria, bisogna continuare a farla. C'è una domanda dal pubblico per Alice Lemessi che dice: che ruolo hanno i coordinamenti all'interno degli ATO? Gli ATO è l'ambito territoriale ottimale. Quale sarà il futuro degli ATO? E quindi a te la parola. E poi passiamo alle conclusioni, perché siamo già sarò velocissima, cioè di fatto in provincia di Vicenza noi abbiamo gli ATO, così come all'interno del territorio regionale abbiamo poi i distretti di intervento per la programmazione delle attività anche nei confronti dei rischi che presenta il territorio. Quando invece parliamo di coordinamenti del volontariato, e noi come Regione cerchiamo sempre di agevolare il più possibile la riunione delle organizzazioni di volontariato in coordinamenti, e questa cosa funziona molto bene nell'ambito dell'antincendio boschivo, lì dove abbiamo creato delle situazioni in cui a livello proprio di aree di base di intervento abbiamo uno specifico coordinamento di volontari di protezione civile, per cui un unico referente per più organizzazioni di volontariato. È stata di recente pubblicata la nuova direttiva del Dipartimento della Protezione Civile per andare proprio a definire gli ambiti territoriali. Perciò nella nostra regione proprio da questo mese partono gli incontri, la delibera regionale che va a individuare il percorso e le attività che saranno fatte è stata pubblicata credo la settimana scorsa. Di conseguenza per quello che riguarda il volontariato più nello specifico, noi puntiamo ad avere il coordinamento reale di più organizzazioni all'interno di un territorio in cui si possa, diciamo così, definire sia l'attività di prevenzione sia l'attività di emergenza e post-emergenza in maniera più organica possibile. Ecco. Grazie Alice, quindi stiamo crescendo in questa direzione. Ora chiedo a Stefano Piazza di portare le conclusioni a questo convegno. Gli argomenti trattati sono vastissimi, quindi tirare le conclusioni è un vero lavoro, in poco tempo naturalmente. Grazie Presidente, ed è un lavoro che vorrebbe partire non solo dalla gratitudine per la ricchezza dei contributi, l'autorevolezza dei relatori e la molteplicità anche di interessi scientifici che hanno restato, ma da un passaggio che proprio il Presidente Zoli nella regia di coordinamento ha tratteggiato, che è quello riguardante il fatto che la montagna, oltre all'emergenza vaga e all'emergenza pandemica, è comunque, come peraltro anche il resto del territorio, suscettibile di emergenze, come dire, perenni. Viene in mente e deve essere
citata una delle cifre culturali scientifiche che ha indotto la Fondazione tramite la promozione e il coordinamento di Filiberto alla giornata di oggi, ma a questo progetto. No, noi non possiamo parlare di post-emergenza. Non possiamo ritenere che chi si occupa di storia, della longue durée, della storia strutturale, delle onde lunghe sotterranee, possa vedere l'emergenza come una contingenza superabile. Noi viviamo nell'età delle emergenze che diventano storia, perché l'emergenza si fa struttura permanente. L'aveva detto Ulrich Beck, il compianto Ulrich Beck, quando in un suo testo famoso, grande sociologo tedesco, parlò della società globale del rischio, solo che queste emergenze e la pandemia ne sono le risultanze concrete e tangibili ed esperibili individualmente, sono emergenze che il globale inietta nel locale. Ha portato la crisi climatica mondiale nelle nostre. La pandemia anche. Noi non possiamo più scindere l'emergenza locale dall'emergenza globale. Allora, questo diventa il grande tema. E questo diventa un tema che fa sì che deve essere necessariamente, questo se ne è parlato in uno degli interventi, portata a sistema la ricchezza, l'articolazione tematica, le competenze specifiche di alta levatura, che sono emerse per esempio in questo seminario di oggi. Ora, noi abbiamo scelto la montagna come ambiente, come ambito territoriale, ma anche come spazio concettuale, per tentare di narrare questa storia, di analizzare, di esaminare questa storia delle emergenze infinite. Non vivremo mai più senza emergenza. Oggi, ahimè, l'11 settembre, scusatemi questo, ma da, come dire, docenti dobbiamo rifarlo, si è trovato in diventale. Le guerre infinite, qualcuno le ha chiamate. Non ci sarà post-emergenza. Ma questo apre scenari poetici produttivi. Per esempio, questo bel tetto sulla metro montagna, dove l'elite dei territorialisti italiani, edito da Donzelli, ragiona sul post-pandemico. Si aprono due direttive. La post-pandemia, scusatemi, nella letteratura sul cambiamento climatico e alla disponibilità di risorse naturali produrranno una progressiva dislocazione della popolazione dalle aree più colpite a quelle che riusciranno a far valere la loro competitività in termini di preservazione di qualità ambientale della montagna. Propulsivo, promozionale per la montagna. La trasmigrazione da un'urbanizzazione sempre più o sempre meno vivibile e più problematica sotto il profilo della qualità sociale, della qualità di vita verso la montagna. Questa è la prospettiva.
E la Fondazione ha scelto questo perché dalle emergenze il post-emergenza potrebbe essere quello che si dice oggi, la reazione, la resilienza. Poi c'è l'altra direttiva, che è una direttiva seguita, ma sulla quale, come dire, noi in Fondazione abbiamo sviluppato un pensiero, analiticamente, non dico critico, ma gravido di una qualche perplessità. Ed è quella delle politiche generalmente intese verso il territorio degli ultimi 30 anni, che non hanno prediletto, valorizzato la montagna come grande salvezza rispetto all'emergenza. E non posso non citare il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani. Cosa dice il ministro? In un webinar dal titolo appunto Tra ripresa ed ambizione climatica. Vi leggo. Considerato che più della metà della popolazione mondiale vive oggi in città, gli agglomerati urbani diventeranno motori chiave per un futuro climatico sostenibile, resiliente, prospero. L'urbanizzazione presenta un'opportunità alle città, la concentrazione di persone favorisce un più rapido sviluppo di conoscenze e un più alto grado di innovazione nello sviluppo di infrastrutture sempre più smart e digitali. Uno scenario, quello di Cingolani, alternativo a quello delineato dagli studiosi di cambiamento climatico, in alternativa appunto ad una visione metrofila dello sviluppo. Sì, non e qui entra in gioco, concedetemelo, la levatura intellettuale della destra politica, la lungimiranza progettuale, la capacità per esempio di attingere a competenze finissime dal punto di vista professionale e culturale. Che abbiamo bisogno di spazi, il famoso spot della pubblicità Trentino. Sei in Trentino, respira, è il respiro che è un respiro anche sociale, intersoggettivo, è un respiro relazionale, oltre che meramente polmonare. La montagna può essere un'alternativa. Se invece la scelta è la montagna come opzione residuale, la valorizzazione, la promozione, la tutela della montagna come collaterale, ancillare, secondaria rispetto alla centralità della città, la partita è un'altra. In 3 minuti, come giustamente mi dice il Presidente. Quindi le considerazioni da fare sono queste. La scelta della Fondazione che ha la montagna alta, ha detto Filiberto, non è una scelta alternativa. È uno sviluppo possibile che però deve fare sistema. E allora concedimi, Filiberto, di dirti che il tuo progetto è solo un tassello, quello di questa storia della protezione civile. Pensare la montagna post-pandemica, che comunque è emergenziale, significa raccogliere risorse umane istituzionali come quelle di oggi,
per fare sistema, per fare un centro, un'istituzione, un'entità che abbia voce in capitolo progettale su quella grande biforcazione, e significa, eterno, capire che quella montagna, che può essere l'alternativa post-pandemica al Livorno urbano, però è una montagna fragile, è una montagna sottoposta ai rischi come Vaia, e quindi è una montagna assolutamente da proteggere. Grazie. Grazie, complimenti a Stefano Piazza. È una montagna fragile e questa pandemia spinge le persone in montagna creando ulteriore fragilità, perché per la prima volta nella storia dell'altopiano 2 sindaci strade, quello di Galli, quello di Roana per la strada che va al Verena, per troppo traffico. Il paradosso è che le piste da discesa erano chiuse, quindi la gente andava su la piazza, creando un'ulteriore emergenza. Sono d'accordo con lei, ci vuole una progettazione di grande respiro per governare questi fenomeni che sono davanti ai nostri occhi. Ringrazio tutti gli intervenuti, è stata una mattina secondo me molto proficua, abbiamo imparato tante cose e soprattutto abbiamo molti argomenti su cui riflettere. Grazie. Ci portiamo qui nella sala vicina per un buffet leggero. Il ringraziamento a passiamo